Pride Against Prejudice, alla caccia dell'orgoglio rossoblu contro il latente pregiudizio che le ragazze di Mister Massimo Zoni, forse archiviata matematicamente la pratica salvezza, abbiano tirato un po' troppo i remi in barca prima della conclusione della stagione. Dall'altra parte l'orgoglio del Portogruaro calcio femminile, che a un certo punto sembrava spacciato per quanto riguarda la bagarre salvezza, ma ha ritrovato nelle ultime 2 domeniche linfa e soprattutto risultati che la tengono quanto mai in corsa contro il pregiudizio che ormai fosse spacciata rispetto alla caccia all'ultimo posto al sole di questa Serie C. Permac Vittorio Veneto, Portogruaro calcio femminile, buon pomeriggio da parte di Paolo Pappagallo, con l'aiuto sempre preziosissimo di Federico Campodall'Orto in regia e con le riprese quest'oggi a cura di Stefano Mella. 23esima giornata del girone B di Serie C. Meno 4 tappe ancora che ci avvicinano alla conclusione di questo campionato, 4 tappe che possono riservare ancora molti verdetti, perché è da scrivere quella che è la zona promozione con il Cortefranca che ha 4 punti di vantaggio nei confronti del Trento e deve concretizzare quello che è il risultato del campionato condotto finora implacabilmente in vetta alla classifica. Dietro però Portogruaro ancora più in lotta che mai, con l'Isera in particolar modo, sono i punti di vantaggio delle Granata, le torri un pochino più staccate. Dall'altra parte però abbiamo detto che le Tose, nonostante siano matematicamente salve ormai da molte giornate, devono ridare un po' di brio, un po' di colore a questa conclusione, a questo finale di stagione. Sono 4 le sconfitte consecutive, ci sono state delle buone prestazioni, come ad esempio la sconfitta sul campo del Trento che ha lasciato dell'amaro in bocca, nonostante si fosse sul campo della seconda in classifica, e poi dei veri e propri passaggi a vuoto, soprattutto qui al Barison, contro il Venezia e contro l'Unterland Damen. Domenica scorsa la sconfitta di misura a Ferrara contro la Spal, altra squadra che stava e sta lottando per salvarsi. Gli episodi hanno remato un po' contro la formazione rossoblu che ha colpito 3 legni, di cui uno su calcio di rigore con capitan Karim Mantovani. Quest'oggi però la formazione vittoriese dovrà fare a meno proprio del suo capitano e anche di 2 giocatrici preziosissime e quasi sempre presenti, soprattutto Carlotta Martinis, che non aveva mai saltato un minuto prima del quarto d'ora finale a Ferrara, nel quale ha dovuto chiedere il cambio per problemi fisici, insieme a Giada Tomasi, che ha vissuto un'annata davvero sfortunata. Quando però ha potuto dare il suo contributo è stata sempre un'arma molto molto preziosa. Insomma, quest'oggi Mister Zoni dovrà reinventare la difesa e dovrà soprattutto trovare quella linfa che è mancata, soprattutto sotto l'approccio caratteriale, sotto l'approccio umorale a quelle che sono state le vicende della domenica. Le squadre stanno per entrare in campo, quindi restituiamo la linea per il momento a Federico Campodall'Orto tra qualche istante per il calcio d'inizio di Permac Vittorio Veneto Portogruaro. Immagini che vi giungono nuovamente dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, con le squadre che si stanno avvicinando all'ingresso in campo, o meglio il Portogruaro lo ha fatto con un certo anticipo, denotando davvero grande voglia di calcare questo meraviglioso prato verde che chissà possa restituire magari una speranza ancora più concreta alla formazione di Moreno Morettin, che è il terzo tecnico della stagione granata, subentrato in ultima battuta a Moreno Tommasello, che è passato al maschile, la formazione maschile che ha disputato e disputa il campionato di eccellenza. Insomma, vedremo, perché da una parte abbiamo una squadra che ha tanta fame di punti, e quello appunto è il Portogruaro calcio femminile, dall'altra parte una squadra che ha fame d'aria, ha fame d'orgoglio, ha fame di riscatto, e quello ovviamente il Permac Vittorio Veneto. Le Tose che devono spezzare il piccolo sortileggio che si è abbattuto qui sullo stadio Paolo Barison, dove non vincono ormai da oltre 3 partite, e le ultime 2 soprattutto sono stati 2 scivoloni davvero rovinosi al cospetto di Venezia e Unterland, addirittura doppia manita per le formazioni che nelle ultime 2 domeniche casalinghe qui a Vittorio Veneto hanno visitato appunto la formazione della città della vittoria.
Squadre, come vedete, che si sono già avviate verso i riti pre-partita, tra pochissimo vedremo ovviamente le formazioni, abbiamo già parlato delle assenze in casa rossoblù, anche il Portogruaro però deve rinunciare a dei tasselli assolutamente importanti, in particolar modo il capocannoniere Aurora Finotto con le sue 7 reti, quest'oggi però non figura neanche in panchina, dunque presumiamo dei problemi fisici che le impediranno di dare il proprio contributo. Giorgia Furlanis, che è la seconda miglior marcatrice con 6 reti, è invece regolarmente in campo. Andremo a vedere quello che dovrebbe essere il 4-4-2 della formazione portogruarese. Il direttore di gara di questo match è il signor Samuel Dania della sezione AIA di Milano, coadiuvato dai signori Pietro Nicoletti e Alexas Rocchi di Mestre. Allora approfittiamo per vedere subito le formazioni, partiamo dal Portogruaro, giocatrici che leggiamo in ordine numerico dall'1 all'11, col portiere Comacchio ovviamente con il numero 1, poi con il 2 Patriarca, con il 3 Matiz, con il 4 Spollero, col 5 Durigon, col 6 Chiarot, col 7 Spinelli, 8 Furlanis, 9 Gallo, 10 Gasci, 11 Piemonte. Permac Vittorio Veneto invece con il 4-4-2, modulo che si è rivisto nelle ultime giornate con alterne fortune, come abbiamo detto, modulo che quest'oggi è sicuramente ridisegnato sotto il profilo delle interpreti, perché abbiamo detto ci sono diverse assenze che vanno a pesare per quello che è la possibilità anche di mister Massimo Zoni di avere una certa preselezione rispetto alle interpreti. Chiara Daronca confermata tra i pali, linea difensiva con Monica Furlan e Luna Daros esterni, rispettivamente Furlan a sinistra e Daros a destra. Al centro l'inedita coppia, inedita perlomeno dal primo minuto, formata da Carlotta Modolo e Carlotta Gava. A centrocampo Laura Tomasella e Gaia Sovilla con Govetto, Elena Govetto e Silvia Cimarosti esterni. Le due punte sono Sofia Bigaran e Giulia Trevisiol. Sofia Bigaran che ha trovato il primo gol stagionale proprio domenica scorsa a Ferrara, una bella palombella che all'8° minuto del secondo tempo sembrava in grado di riaccendere la contesa in favore della formazione vittoriese, poi la SPAL ha riallungato col 3-1 nel finale. Il gol di Karin Mantoani che è nettamente la miglior marcatrice stagionale, però quest'oggi non può dire la sua. Intanto la conclusione tentata subito da Furlanis col Portogruaro che sta giocando questo primo pallone attaccando da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, fallo di Daros proprio all'altezza del vertice alto mancino dell'area di rigore, proprio a cavallo della linea, ha rischiato forse qualcosina anche la giocatrice vittoriese Doc. Calcio di punizione allora subito interessante per il Portogruaro sul pallone Albulena Gasci, che domenica scorsa ha realizzato un bellissimo gol contro le Torri nella larga vittoria per 6-1, gol in rovesciata che è stato premiato da una menzione speciale addirittura dal programma televisivo Striscia la Notizia, a dimostrazione del grande gesto tecnico della numero 10 della formazione granata, che allora può provare addirittura la conclusione in porta con Trevisiole, Govetto e Barriera, ci prova effettivamente, pallone però molto largo, occasione quindi non sfruttata in questa prima fiammata del match dopo 1 minuto e 22 secondi, ovviamente 0-0 il punteggio qui allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, giornata numero 23 del girone B di Serie C, quart'ultima abbiamo detto, se preferite decima, del girone di ritorno. Tose che sono a quota 26, lo abbiamo detto ampiamente salve, questo sicuramente dà merito all'ottimo lavoro svolto da mister Massimo Zoni, mentre attenzione perché il Portogruaro prova a insistere ancora, pallone aperto per Spinelli che può provare al traversone, pallone che passa a cercare proprio Furlan in serie di rigore, pallone che danza ancora pericolosamente all'interno dei 16 metri rosso-blu, poi Cimarosti prova a ripulire la sfera. Indietro Furlan a Modolo, Modolo però imprecisa, allora palla riconquistata dal Portogruaro, riesce a rimediare però la numero 92 della formazione di casa, allora prova a ripartire con il possesso del pallone la formazione rosso-blu, palla ancora persa però sulla tre quarti. Portogruaro che dicevamo è a quota invece 13 punti più 2 momentaneo sull'Isera. Beh, dopo lo scontro diretto al Mecchia di 3 turni fa in cui le ragazze allenate da Moreno Morettina avevano perso 1-0 proprio contro le Trentine, la situazione salvezza sembrava essersi maledettamente complicata. Invece sono arrivate 2 vittorie molto importanti, ovvero il 4-0 sul campo dell'Oristano, che sicuramente ha dato linfa nuova alla formazione veneziana, e poi soprattutto il 6-1 di domenica scorsa, peraltro la prima vittoria assoluta della formazione portogruarese sul proprio terreno di gioco. Attenzione intanto al Permac in avanti con Bigaran, si sovrappone Daros, Bigaran sterza, riesce a eludere un avversario, pallone per Sovilla che può calciare, va col destro, pallone a mezza altezza bloccato da Comacchio, forse sporcato anche dallo scarpino di Patriarca. Primo tiro in porta dunque del match con questa conclusione
da parte di Gaia Sovilla, che ha svariato spesso per tutta la stagione tra ruoli anche molto diversi. Quest'oggi ritrova la mattonella da playmaker accanto ovviamente al totem Laura Tomasella. Attenzione intanto a questo alleggerimento, rischia un po' la formazione vittoriese, pallone strappato da Furlanis, duello ancora con Luna da Rossa, prova a rientrare sul destro Furlanis, ancora un po' di campo, pensa alla conclusione, pallone che termina largo non di molto ma con Chiara Daronc in controllo. Portogruaro che vuole subito farsi vedere dalle parti del portiere, classe 2001 e vittoriese doc in maglia 75, per lei ottava presenza stagionale, seconda consecutiva dopo quella di domenica scorsa nel prestigioso scenario dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, una location davvero unica perché solitamente riservata alla formazione maschile della SPAL che in questo caso nella ovviamente propria compagine femminile ha deciso di chiedere e ha ottenuto di poter giocare sullo storico terreno cittadino anche per premiare la storia ormai quarantennale del Permachitor Veneto. Ne è uscita una partita da dimenticare sotto il profilo del risultato per le tose, ma sicuramente tante le fotoricordo, tanti i momenti che rimarranno indelebili nella carriera di molte delle protagoniste di Casa Permac. Pallone intanto che danza in controllo per Piemonte, poi ancora Spinelli che però non si intende con le compagne, allora il pallone scivola l'MLM oltre la linea di fondo con Monica Furlan che lo toccherà per Chiara Daronc, permettendo dunque il ricomincio dell'azione. Vediamo quelli che sono gli altri match di giornata di questa 23esima giornata, con il Cortefranca capolista impegnato a Oristano per cercare di avvicinare sempre di più la promozione, con il Trento che ringhia ancora alle spalle, atteso però da un impegno apparentemente più ostico contro un Unterland Amen che si è rilanciato assolutamente nel girone di ritorno. Da seguire poi anche il match tra Isera e Triestina, match che evidentemente interessa molto da vicino la formazione portogruarese, e tra le altre anche il Venezia che vuole rimanere incollato alle mattonelle nobili e affronta in casa la SPAL rassicurata dai 3 punti di domenica scorsa, ma non ancora totalmente fuori pericolo. Sono 6 i punti di vantaggio sull'Isera a 4 turni dal termine. Perma che ora prova a costruire, pallone per Trevisiol, Bigaran, c'è un po' di spazio, scambio, triangolo tra le due, allora ancora Giulia Trevisiol in posizione di cross, deve attendere le proprie compagne in area di rigore, prova il traversone che diventa un tiro di fatto tra le braccia di Elena Comacchio, il vice capitano di quest'oggi, classe 2000 delle portogruaresi. Trevisiol che ritrova la maglia da titolare dopo essere subentrata nel secondo tempo domenica scorsa. Sofia Bigarani invece, che oltre ad aver trovato il primo gol proprio contro la SPAL, ha dimostrato di essere in palla, tanti calci di punizione procurati proprio nella gara contro le Estensi, dunque fiducia assolutamente meritata per la figlia d'arte in maglia numero 11, che ha iniziato la stagione con diversi problemi fisici, poi a mano ritrovato minutaggio, condizione e anche evidentemente sicurezza nei propri mezzi. Pallone che danza a centrocampo, lo riconquista Cimarosti. Trevisiol, tocco di prima per Sovilla, si apre Tomasella, Sovilla però ritarda il passaggio, allora allontana, ora momento di pressione delle rossoblù, attenzione a questo pallone però che può diventare buono per Piemonte, costretta a uscire Chiara Daronc che trova anche Laura Tomasella, squadre ora molto corte, Tomasella prova il lancio per lo scatto di Govetto che può arrivare su questo pallone, c'è in anticipo Matiz che le sporca la sfera, poi si incrociano le gambe delle due giocatrici, mantiene il pallone in campo Govetto che però non trova all'indietro Luna da Rossa, allora interviene Giorgia Furlanis. Pallone rilanciato nella zona di Gasci che con un gioco di gambe mantiene il possesso, si stacca dalla parte destra Giorgia Spinelli, francobollata da Monica Furlan, duello rustico e rusticano, pallone però alleggerito per Chiara Daronc quando sono trascorsi i primi 7 minuti e 20 secondi nel corso di questo match 0-0 qui allo Paolo Barison tra Permachitor Veneto e Portogruaro. Portogruaro che ora mantiene il possesso del pallone, partita che è iniziata all'insegna di un certo equilibrio, con le tose che sembrano però aver approcciato bene la contesa, sicuramente agitate anche dagli ultimi risultati negativi. Abbiamo detto che la formazione rossoblù può rilassarsi relativamente guardando la propria situazione in campionato, perlomeno per quanto riguarda la lotta a salvezza, ma il rilassamento non può ovviamente coesistere con la sequela di risultati negativi che hanno colpito la formazione di mister Massimo Zoni, che non vince dal 18 aprile, da ormai un mese e mezzo, il 7-3 sul campo delle Torri, fanalino di coda.
Pallone in profondità, Modulo lo tocca per Daronk che lo allontana a mezza altezza, nella zona però di Spollero che non lo controlla. Controlla invece Sovilla che poi lo cede a Tomasella. Bigaran riesce a danzare sul pallone, poi lo apre per Da Rossa che è a campo sulla destra, può provare ad andare, rinviene su di lei anche Furlanis, pallone crossato al centro, poi Bigaran anticipata, qui rischiano di farsi male entrambe le giocatrici, scontro duro ma regolare, attenzione perché il gioco prosegue col tentativo di Trevisiol che colpisce in pieno Chiarot, scontro molto duro, l'abbiamo visto subito, tra Sofia Bigaran e Gaia Spollero che rimangono a terra doloranti, allora c'è lavoro da lui e dall'altra parte per i sanitari. C'è stata subito l'impressione che il contrasto, per quanto fortuito, non lasciasse le giocatrici indenni. Questo ci permette di andare a dare un'occhiata a quelle che sono anche le statistiche di questo campionato dall'una e dall'altra parte. Perman che con i risultati negativi delle ultime settimane ha invertito quello che era il bilancio tra reti realizzate e reti subite, sono 40 i gol fatti, tra cui spiccano i 10, dunque un quarto delle reti realizzate da Capitan Karin Mantoani, una delle grandi assenti di quest'oggi, insieme a Giada Tomasi e Carlotta Martinis. Si cercherà di recuperarle per il finale di stagione, ma sono infortuni non da poco. Nel caso di Martinis uno stiramento, nel caso di Tomasi spalla lussata. Dunque la mala suerte continua a colpire nel vivo la formazione vittoriese, che di fatto non ha mai potuto nell'arco di tutta la stagione godere di tutte le proprie effettive. Sempre qualche problema fisico, cioè che è stato davvero molto sfortunato. Giada Tomasi di fatto non è mai riuscita a disputare più di 4 partite consecutive, davvero tanta sfortuna per lei, tra spalla, caviglie, e già a inizio stagione era rientrata da un infortunio piuttosto pesante che l'aveva tenuta ferma di fatto per un anno. 21,5 gli anni di età media, ma l'abbiamo detto a più riprese che la formazione rossoblù è giovanissima, questa era una stagione di crescita e così è stato, con pregi e difetti, possiamo dire così, per quanto riguarda poi il rendimento in campo. Intanto giocatrici a bordo campo che per fortuna sembrano in grado di proseguire. Anche il Portogruaro è una squadra molto giovane con i suoi 21 anni di età media. Tanti gol subiti in relazione ai gol segnati, ma abbiamo detto che la formazione granata ci ha messo un po', ma alla fine è riuscita a emergere. Intanto qui rischia, attenzione, la difesa portoguarese, ringhia Elena Govetto, in particolar modo su Matic, poi se la cavano le centrali difensive granata. Pallone però nella zona di Da Rossa in anticipo, allora Govetto può gestire questo pallone sulla tre quarti. Tomasella per Sovilla, si sgancia sulla fascia mancina Monica Furlan, servita, pensa al cross, tocco corto per Cimarosti che prova a saltare due avversari, ancora Cimarosti, cerca di farsi largo in area, il pallone in mezzo, in qualche modo il capitano del Portogruaro, Marica Chiarot, mette il pallone in calcio d'angolo, primo corner del match allora per le Tose, ci va Laura Tomasella, ora prova una certa pressione, e il Permac Vittorio Veneto. Dicevamo che la difesa portogruarese ha subito ben 56 gol, un meno 32 rispetto ai 24 segnati, ma c'è stato davvero un momento in cui la situazione delle veneziane sembrava oggettivamente disperata. Abbiamo detto poi le vittorie con Oristano e Lettori hanno cambiato tutto. Angolo di Tomasella sul primo palo, pallone che danza pericolosamente, lo deve spizzare appena oltre il montante Albulena Gashi, e allora secondo corner consecutivo per la formazione rossoblù. Qui ha provato a sorprendere sul primo palo la porta di Comacchio, il capitano di quest'oggi Laura Tomasella, che ci riprova, pallone questa volta più al centro a cercare Modulo, che stacca con buona scelta di tempo, supplendo diciamo a quello che era il ruolo classico di Giada Tomasi, una vera mina vagante sui calci d'angolo, autrice di un paio di reti di pregevole fattura, sempre con ottima scelta di tempo. Colpo di testa che è terminato largo non di molto, e allora buon momento possiamo dire per il Permac, partita segnata da un certo equilibrio, sempre 0-0 il punteggio, ma le occasioni migliori per il momento le ha avute la formazione di casa, che se non altro ha sporcato i guanti all'estremo difensore portogruarese, mentre un paio di conclusioni larghe non di molto, ma con Daronchi in controllo. Attenzione, ancora spazio per Gaia Sovilla, si stacca ancora in area di rigore Furlan, che ha provato a sterzare su Spinelli, poi pallone allontanato però alla cieca, ancora Sovilla, pensa anche al tiro, rinviene su di lei però molto bene Piemonte, pallone spazzato allora in avanti, Gava lo deve lasciare a Chiara Daronch, rinvio a Campanile, allora deve affrettarsi l'estremo difensore rossoblu a rientrare tra i pali, pallone comunque largo a destra, la prova un sombrero Valentina Gallo, non si fa sorprendere
Carlotta Modolo che deve poi gestire il pallone e guadagnare secondi, pallone che è terminato in fallo laterale, dunque Portogruaro che può salire. L'impressione è che la formazione di mister Massimo Zoni, che il Permac stia provando a giocare più palla a terra, lanci invece che provano a saltare le linee da parte della formazione di Moreno Morettin, che abbiamo detto è subentrato a Moreno Tommasello. Ha portato sicuramente linfa nuova, per Tommasello comunque una promozione di ruolo, possiamo dire così, col passaggio alla squadra che gioca in eccellenza, la squadra maschile, promozione intesa a livello di mansioni, ma assolutamente questo Portogruaro femminile è una squadra che nei prossimi anni ha tutta la possibilità di crescere ancora di più, mantenendo la categoria. Sono interessantissime le prospettive, una squadra, abbiamo detto, molto giovane, da notare anche in panchina 2006, ovvero Giada Vignandel e Vittoria Fiorin. Manca, abbiamo detto, la miglior realizzatrice, che è Aurora Finotto, però tante giovani, anche 2003 a disposizione del mister veneziano. Panchina quindi completa col secondo portiere Giada Sovran, che è 2003 appunto, poi Deborah Piovesan, Sara Feletti, Anna Battaiotto, le 2003 Lucchetta e Marsic, oltre alle 2006 Vignandel e Fiorin. Per mister Massimo Zoni invece a disposizione Alice Bonassi, che è il portiere ovviamente che ha disputato per la maggior parte del campionato il ruolo da titolare, e poi Arianna Fattorella, Arianna Cartelli, Ilaria Mella, attenzione intanto alla palla recuperata però del Permac, siamo allora questa azione con Govetto, pallone centrale per Cimarosti che può pensare alla conclusione, va col mancino Cimarosti! Pallone che termina largo di pochissimo, sembrava che si fosse avventata sulla sfera fino a toccarla con la punta delle dita Elena Comacchio. Qui ancora una buona occasione però per il Permac, che dicevamo può contare anche tra le altre sul ritorno, tra le effettive a disposizione anche di Ilaria Mella, che è fuori da praticamente 3 mesi, anche per lei tanti problemi fisici. Per la numero 6 di Salone di Caneva, attenzione ancora al pallone in profondità, anticipata questa volta a Trevisio, allora buon momento per le rossoblù, mentre prova a uscire anche un bel sole a illuminare questa domenica di fine maggio, calcio di punizione conquistato ancora dalle padrone di casa. Terminiamo quello che è l'elenco, quelle che sono le effettive a disposizione di mister Massimo Zoni, quindi Dalila Canzi, Alessia Gallina, Deborah Zilli e 2 giocatrici la juniores come Sara Furlan e Emma Zago alla prima panchina stagionale per entrambe. Vedremo se ci sarà spazio anche per loro, provenienti dal vivaio della formazione rossoblù. Prova ora il contropiede il Portogruaro, che prova con il lancio ad autolanciarsi, anzi Giorgia Furlani, si termina però Govetto, che però cede il pallone a Spollero. Spollero prova addirittura la conclusione da distanze siderali, pallone che non può spaventare Chiara Daronc, ha provato anche con un certo coraggio, qui però palla persa in uscita dalle rossoblù, che devono gestire meglio questi momenti, soprattutto all'altezza della tre quarti, per evitare di concedere alla formazione granata qualche incursione interessante. Ora Trevisio viene a lottare a centrocampo con Capitan Chiarot, poi il tocco all'indietro, Tommasella, pallone però troppo corto per Cimarosti, allora recupera il Portogruaro con Albune Nagashi, lo controlla, ha un po' di spazio, un po' di tempo di gioco anche per gestire la sfera, poi si perde in una nuvola di indecisione, retropassaggio comunque per Elena Comacchio, che può gestire la sfera, timido accenno di pressing da parte di Giulia Trevisio, il pallone aperto sulla destra per Patriarca, lancio in avanti, anticipata Spinelli, poi c'è Modolo, che però in una carambola di fatto regala il pallone agli avversari e poi si complica la vita il Portogruaro, che ha trovato comunque la deviazione ancora della numero 92, Carlotta Modolo, che è adattata evidentemente accanto a Carlotta Gava, che invece ha disputato più di qualche partita da centrale difensivo, dunque è rodata in tutti i ruoli del fronte difensivo. Carlotta Modolo comunque ha espresso buone prestazioni anche da centrale di difesa, da spesso chiamata in causa in quel ruolo. Attenzione al pallone perso da Sovilla, qui diventa buono per Furlanis. Furlanis ha bisogno di assistenza alle compagne, che salgono però un po' troppo al piccolo trotto, allora riesce a riposizionarsi la formazione di casa. Durigon prova in verticale, anticipata però Rebecca Piemonte, allora prova a ripartire il Permac con Cimarosti all'altezza dell'out mancino, può provare a
incunearsi tra le strette maglie granata. Trevisiol, molto lontana dalla propria zona di competenza, viene a prendersi questo pallone, lo cede per Gaia Sovilla, che va dall'altra parte perché ha spazio e campo. Luna da Ros con la destra, prova il cross, pallone che colpisce la schiena di Gasci, l'arbitro vede un tocco di mano da parte della numero 10, per la verità sembrava girata con la schiena, fatto sta che la decisione dell'arbitro è come sempre sacra. E allora calcio di punizione per la formazione vittoriese con Laura Tomasella. Siamo all'altezza dei 25 metri, vedremo se l'esperta e immarcescibile giocatrice di San Donà di Piave in maglia 22 proverà a sorprendere Elena Comacchio con un tiro a rientrare, oppure se proverà a scodellare questo pallone al centro, dove ci sono Sofia Bigaran, Silvia Cimarosti, Elena Govetto, Giulia Trevisiol e Carlotta Modolo. Va al centro, sul secondo palo, Trevisiol ha provato l'aggancio volante, pallone complicato per l'Ariete di Carbonera, classe 2003, e allora si riparte da Elena Comacchio. 20 i minuti di gioco con lo stadio Paolo Barison, 0-0, partita in equilibrio con un discreto tasso di spettacolo finora ammirato da una parte e dall'altra. Le occasioni più nitide però, abbiamo detto, sono state rosso-blu, in particolar modo con Gaia Sovilla e Silvia Cimarosti. Portogruaro attivo soprattutto all'inizio con Furlanis, ancora Permac, ora anticipata però Monica Furlan da Spinelli, pallone davanti a vuoto Modolo, può arrivarci allora Valentina Gallo, rinviene però su di lei Carlotta Modolo, che sta prendendo davvero confidenza con questa mattonella, pallone però poi perso da Luna da Rosso, lo recupera ancora il Portogruaro con Furlanis, Furlanis col destro, prova lo scavetto, pallone a cercare Piemonte, che forse non si aspettava il suggerimento della compagna, è partita leggermente in ritardo la numero 11, per fortuna della retroguardia rossoblù. L'uscita sicura di Chiara Daron, che ha disinnescato questa occasione, buona l'idea però di Furlanis, qui in veste di rifinitrice, nello scodellare il pallone per la propria compagna in area di rigore. Intanto Cimarosti, squadre a tratti molto corte ma a tratti anche un po' lunghe, questo è indice di una certa imprevedibilità. Ce l'aspettiamo da questo match, anche se abbiamo detto gli obiettivi sono molto diversi. Allora andiamo a vedere se ci sono novità sugli altri campi. Ci arriva la notizia del vantaggio del Cortefranca a Oristano, Cortefranca che sente profonda la Serie B. Attenzione a Trevisiol che prova la conclusione, pallone che non esce con sufficiente forza dal destro del numero 17, allora lo controlla ancora Elena Comacchio. Vantaggio del Cortefranca che abbiamo detto è atteso. Diciamo che la formazione bresciana guidata da mister Roberto Salterio sembra aver superato gli ostacoli più duri che le si potevano parare sul cammino di questo girone di ritorno. Ovviamente il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta. Dunque attenzione, Cortefranca sarà protagonista qui allo stadio Paolo Barison per l'ultima stagionale delle Tose in questo campionato 2020-2021. Prima partita a porte aperte, sarà il 13 giugno. Quindi vi invitiamo già da ora a venire a sostenere e salutare le Tose. Difatti questa è la nostra ultima telecronaca stagionale, tra 2 settimane appunto lasceremo spazio al campo e al pubblico. Attenzione però a Silvia Cimarosti, controllo complicato, riesce poi a saltare in qualche modo Chiara Durigon, non abbastanza però da riuscire ad armare la conclusione col mancino. Allora Portogruaro che riesce a allontanare, poi duello tra Spinelli e Furlan, che alla meglio recupera il pallone. Scarico per Tomasella, col destro prova a servire Govetto, l'anticipo da parte di Matiz, poi ancora Govetto, ha provato a pescare all'indietro Luna da Ross, pallone rilanciato, colpo di testa di Carlotta Gava, in una zona però dove non ci sono compagni di squadra. Alla cieca Spollero, pallone che però può diventare buono per Spinelli, che lotta ancora con Furlan, questa volta la meglio, la numero 7 Granata, che prova a allargarsi sulla destra. Sono 3 giocatrici però del Portogruaro in avanti, dunque deve temporeggiare Spinelli, che poi serve Piemonte allargata a destra. Alla fine la touche premia la formazione di Moreno Morettin, qui non velocissima nel distendersi, manca un po' di velocità. Questa è almeno l'impressione che abbiamo qui nel contropiede del Portogruaro, con le Tose che stanno facendo la partita per larghi tratti, ma sicuramente il Portogruaro ha dalla sua giocatrici anche molto tecniche. Abbiamo ricordato in apertura la splendida rovesciata di Alburena Gasci nella vittoria di domenica scorsa in casa contro le Torri. Dunque grande attenzione con il Portogruaro che continua a attaccare, pallone al limite di rigore, prova al volo
La battuta Giorgia Furlanis e la risposta di Chiara Daron, che qui è una grande azione perché il lancio di Patriarca è stato colpito al volo da Giorgia Furlanis, intervento in tuffo di Chiara Daron, forse sorpresa anche dalla bella esecuzione, coraggiosa, da parte della numero 8, figlia d'arte del Portogruaro. Calcio d'angolo, il primo del match allora anche per le Granata, che qui hanno provato a ruggire dalle parti dello specchio della porta rossoblù. E allora grande attenzione per questo tiro della bandierina, proprio con Furlanis alla battuta che chiama lo schema, va col destro a centro area a cercare un colpo di testa da parte di Gasci, pallone che non inquadra però lo specchio della porta rossoblù. Tose che, lo abbiamo detto, devono stare attente perché è vero, stanno facendo la partita ma il punteggio è ancora a occhiali, dunque non bisogna assolutamente abbassare la guardia in questa fase. Ora prova a ripartire la formazione rossoblù con Carlotta Gava, che può gestire il pallone, si allarga sulla fascia, è indietro per Tomasella che ora è ultimo uomo e dunque cerca il lancio in avanti, la vera playmaker per Monica Furlan, che poi si sposta per permettere a Silvia Cimarosti di tentare l'aggancio del pallone però recuperato ancora dal Portogruaro, che ora prova a ragionare con Capitan Chiarot, che alza la testa, va in verticale, pallone però a metà strada, interviene da Ross fallosamente su Gasci, con grandi proteste della panchina del Portogruaro, proteste forse anche eccessive. Infatti il signor Dania di Milano va subito a spiegarsi con la panchina. Intervento oggettivamente ruvido da parte di Luna da Ross, ma eccessivo nervosismo. Ma d'altra parte lo abbiamo detto, il Portogruaro sente l'importanza della sfida perché con 3 punti quest'oggi davvero potrebbe ipotecare la salvezza, soprattutto alla luce dei risultati che arrivano dagli altri campi. Abbiamo detto da tenere d'occhio l'Isera, che di fatto e di fatti sta perdendo, almeno così segnala tutto campo, 2-0 in casa con la Triestina. Dunque così facendo, ovviamente siamo molto lontani dal traguardo finale di questa domenica, ma ipotizzando un primo bilancio finale, in caso di pareggio guadagnerebbe comunque un punto il Portogruaro sulle rivali. Quindi 3 punti di vantaggio ipotetici a 3 giornate alla fine. Attenzione però, attacca ora il Porto con Furlanis, col mancino prova il cross, trova Luna da Ross, calcio d'angolo. Attenzione a questi segnali di risveglio da parte della formazione Granata, che ora prova a spingersi avanti. Chissà se è arrivata anche in panchina la notizia del doppio vantaggio della Triestina, ci viene da pensare di sì, perlomeno da parte dello staff tecnico. A quel punto, ribadiamo, una vittoria da parte delle ospiti veneziane varrebbe più di una fetta e mezzo di salvezza e la possibilità di disputare la Serie C del prossimo anno. Attenzione al cross sul secondo palo, a vuoto da Ronc, ha provato Gasci ancora una volta a avventarsi su questo pallone spiovente, palla che comunque è terminata oltre il campo per destinazione. Allora, rimessa dal fondo, affidata ancora al portiere in maglia 75. Vittoriese Doc, vantaggio anche per il Trento in casa con l'Unterland Amen e per il Venezia contro la Spal, risultati che per il momento stanno rispecchiando le attese per quanto riguarda le prime posizioni di questo campionato. Riposa il Brixen, protagonista già di un ottimo campionato, che può ancora ambire perlomeno alla piazza d'onore. Intervento falloso qui di Spollero ai danni di Sofia Bigaran. Calcio di punizione allora per il Permac, che ora deve provare a fare nuovamente la voce grossa quando siamo avviati verso la mezz'ora. Attenzione al pallone per Cimarosti, anticipo Patriarca, poi Spinelli, duello con Furlan. Si è ripetuto spesso, questa volta va via bene però Monica Furlan, che poi tocca in orizzontale per Cimarosti. Cimarosti deve duellare con Patriarca, va via Cimarosti, pallone al centro, Govetto non può avventarsi con un colpo da taekwondo su questo pallone sul primo palo. Buona comunque occasione, siamo già però dall'altra parte col Portogruaro che prova a ripartire molto veloce con Furlanis, una donna dovunque di questi primi 27 minuti di gara per quanto riguarda la formazione Granata. Giocatrice sicuramente di grande qualità, oltre che seconda miglior realizzatrice della formazione Granata, alle spalle di Aurora Finotto, che quest'oggi non c'è. Intanto rimane dolorante Gallo, pallone recuperato però dal Permac con Gava, scambio sul breve per Tomasella. Tomasella Piemonte alle spalle, deve allargare per Daros. Daros, pallone a mezza altezza per Trevisiol, tocco di prima per il Bigaran, interessante, Bigaran sterza, riesce a mantenere il controllo del pallone, apre per Furlan, gioca molto palla a terra il Permac, che lo fa con una certa qualità
in questo primo tempo. Sovilla pensa al cross, va col destro, colpisce in pieno Spoller, allora il pallone diventa addomesticabile da Gashi, che può pensare al contropiede, alza la testa, molto larga Furlanis, che infatti viene servita, c'era in fuorigioco, però la numero 8 e anche Valentina Gallo, qui un po' ingenue, anche se non è convinta Giorgia Furlanis, che era partita un po' al limite, ma ha incrociato la propria rotta con la prua di Valentina Gallo. Questo probabilmente è stato determinante per la segnalazione del collaboratore del signor Dagna di Milano. Attenzione ancora Permac, a vuoto Chiarot, Trevisiol può pensare alla conclusione, il tocco per Bigaran che non riesce a controllare il pallone all'altezza del dischetto, poteva concludere, calciare col destro verso la porta. Ora partita che vive di fiammate improvvise, con Tomasella ancora per Govetto sulla destra. Govetto può provare il cross, troppo su Elena Comacchio, che blocca il pallone sicura, non poteva nulla in questo caso Silvia Cimarosti, che si è lanciata comunque con un certo coraggio. Qui Govetto richiamata da mister Massimo Zoni. Gli esterni stanno facendo comunque un grande lavoro, soprattutto Silvia Cimarosti a sinistra, coadiuvata da Monica Furlan, che ha nella propria ambivalenza tattica sicuramente qualcosa di molto positivo. Qui pallone ancora in verticale per Trevisiol che non ci può arrivare. Allora, Elena Comacchio ancora una volta può domare la sfera. Comacchio che ha avuto qualche brivido con le conclusioni soprattutto di Cimarosti e Trevisiol, ma non ha dovuto compiere vere e proprie parate sino a questo momento. Intanto cominciano i primi movimenti, le prime operazioni di riscaldamento sulla panchina Permac. Attenzione però al Portogruaro con Furlanis, qui è stata brava Gallo, allora Furlanis prova a saltare Gava, prova la conclusione, strozzata col destro, blocca Chiara Daronc, ma ancora una volta grande lavoro davvero di Giorgia Furlanis, la migliore delle sue in questa mezz'ora di match. Spesso da sinistra tende ad accentrarsi, a provare la conclusione col destro, finora non ha inquadrato con sufficiente precisione la porta di Daronc, ma bisogna permetterle sicuramente di affinare la mira. Intanto dall'altra parte Govetto, qui duello con Matic, ancora si sbilanciano le due giocatrici, poi in qualche modo allontana Durigon. Solita sfida all'ok corral tra Furlan e Spinelli, poi c'è Gava che alleggerisce per Chiara Daronc, che rilancia in avanti, qui forse con un po' troppa fretta, non può intervenire Elena Govetto, lo fa invece Tomasella che però si fa strappare il pallone da Gashi. Allora Gashi ha bisogno però di assistenza alle compagne, sale ancora Furlanis, inesauribile, prova a rientrare come solito verso il centro, su di lei Tomasella, tocco corto per Gashi che si alza il pallone, prova questo scavetto in due tempi, pallone respinto, ancora Portogruaro che insiste però, pallone per Furlanis, sempre al limite, prova a girarsi, su di lei però c'è Gava, prova ancora la conclusione, anche questa volta però non può colpire con forza, anche per l'ottima guardia da parte del mastino, classe 2001, Carlotta Gava, che non spiccherà come altezza, ma da centrale difensivo davvero offre delle prestazioni sontuose, oltre alla grande forza, alla grande tecnica anche da terzino. Ora Perma che prova a gestire il pallone perché il Portogruaro un po' la rinfusa, ma ha provato di nuovo a farsi vedere. Allora Tomasella, bisogno di tutte le compagne, apre con l'esterno per Luna Daros che ha sempre campo, allora potrebbe anche avanzare. Pallone in verticale per Bigaran, ancora indietro per Daros che prova il pallone questa volta al centro per Cimarosti, che riesce in qualche modo a domare la sfera, alle sue spalle ha Durigon, riesce però a gestire bene il pallone. Allora tocca per Govetto, attenzione a Govetto che ha un po' di campo, prova il pallone per Trevisiol, Trevisiol in due tempi, anche un rimpallo, prova a gestire la sfera, il tocco lì dietro, Cimarosti può andare col mancino e calcia sopra la traversa. Qui una buona occasione ancora per le rossoblù, ha domato un pallone impazzito, una vera trottola. Giulia Trevisiol in area di rigore, ha scaricato per Silvia Cimarosti, corpo troppo all'indietro però per la numero 7, l'acquisto del mercato invernale del direttore sportivo Matteo Fattorel. Qui l'occasione era sicuramente interessante, partita piacevole in questa fase, a volte un po' confusa ma ci provano entrambe le squadre. Attenzione qui al pallone in profondità, lo sporca da Ross e riesce a evitare così a Furlanis di involarsi verso la porta, poi ripulisce la sfera il reparto arretrato di casa con Carlotta Gava, che questa volta però pecca in precisione nel dialogo con Elena Govetto. 33 minuti di gioco, la sensazione è che questo primo tempo sia ancora ben lungi dal concludersi col punteggio bloccato. Due squadre cercano la conclusione, ci provano a volte con
un certo ardore ai limiti dell'incoscienza. Ancora Furlanis però recupera il pallone su Tomasella, attenzione perché prova a portare a spasso tutta la difesa, cerca la conclusione Furlanis tra le braccia di Daronc, ma ci prova sempre Giorgia Furlanis, è una cliente piuttosto ostica davvero per la retroguardia rossoblù, giocatrice talentuosa, classe 2000. Sta sicuramente recitando un ruolo da protagonista per quanto riguarda la statistica sui tiri in porta, anche se per la verità è mancata la pericolosità. Intanto dolorante Silvia Cimarosti, allora c'è bisogno ancora una volta dell'intervento dalla panchina rossoblù. Ne approfittiamo anche per ricordare qualche ulteriore dato interessante. Beh, lo abbiamo detto più volte in realtà. Portogruaro a un certo punto sembrava in balia delle avversarie. Certo, ha perso contro formazioni come Cortefranca e Brixen, prima e terza in classifica, ma 2 9-0 esterni, decisamente molto pesanti, meglio contro la Triestina. Sono mancati diversi punti però soprattutto al Mecchia, stadio storico che ha visto le imprese anche del Portogruaro maschile in Serie B, ma stadio che si è rivelato stregato per la maggior parte della stagione per formazione del presidente Furlanis, che ha trovato la vittoria finalmente domenica scorsa contro le Torri. Citata a più ripresa la rovesciata di Gasci, anche la doppietta di Finotto, la grande assente di quest'oggi, i gol di Piemonte, Furlanis e Gallo, oltre alla marcatura di Bonvicini. Torri che di fatto aspettano solo la matematica, o meglio, anche in questo caso la prudenza sì, è d'obbligo, ma 4 punti conquistati dalle Torri in tutto il campionato, oggettivamente è sembrato che le ragazze vicentine, pur mettendoci grande cuore, avessero difficoltà a rivaleggiare contro le squadre di questo campionato. Vedremo però, insomma, 4 giornate alla fine, i verdetti inopinabili sono ancora da scrivere e una fetta sicuramente di verdetti per la salvezza possono essere scritti quest'oggi qui al Paolo Barison. Attenzione, un possibile 3 contro 3 qui con la difesa rossoblù che se la cava. Allora Tomasella prova a mettere ordine, Sovilla, verticale per Bigaran, si scatta, si fa vedere, ovviamente aveva provato a scattare Silvia Cimarosti. Poi Modolo, ora molto alta la retroguardia di casa, Tomasella per Sovilla, si stacca ancora Monica Furlan, questa volta però Sovilla va da Carlotta Modolo. Poi Govetto, pallone sporcato però da Gasci in qualche modo. Poi Matic trova la deviazione di Elena Govetto che ha provato a sgomitare, duello soprattutto con Matic. Fascia mancina per il momento è sembrata quella con più possibilità d'affondo per i ragazzi di mister Massimo Zoni, che però non hanno ancora trovato l'episodio decisivo. Palla recuperata però, attenzione ancora con Giulia Trevisiol che prova proprio a evitare Matic, alza la testa, pallone con la destro, cross impreciso sul secondo palo, allora con relativa tranquillità Chiara Durigon può gestirlo, non ha avversarie alle proprie spalle, può provare a ripartire al piccolo trotto la numero 5 che è a campo. Questo 4-4-2 delle Granata, pallone per Gasci che a sua volta svaria molto, anzi si trattava per la verità di Piemonte, pallone toccato da Bigaran, poi Furlanis, duello con Daros, pallone poi in verticale, questa volta si è lanciata a sinistra Gallo, su di lei però solito soffio sul collo di Carlotta Gava, poi Govetto, generosa, qui riesce a strappare il pallone, può provare a imbastire il contropiede, a trasformare l'azione da difensiva a offensiva, Bigaran di prima, pallone lungo per Elena Govetto, c'è Chiarot in anticipo, ma Govetto non molla, ha provato in tutti i modi l'ala di Santa Maria di Sclaunicco a farsi vedere. Ora ancora Permac in possesso di palla, prova centralmente questa volta con Tomasella, pallone aperto sulla sinistra dove Monica Furlan sta macinando chilometri instancabilmente già in questa prima frazione, rinvia su lei Spinelli, le tocca il pallone, rimessa laterale, momento convulso, frenetico, lo è stato per gran parte tutto questo primo tempo, siamo ora al 38esimo, sempre 0-0 ma che può sbloccarsi da un momento all'altro. Trevisiol viene a conquistarsi questo pallone all'altezza del vertice alto, sgomita ancora con le avversarie, pallone difeso solo per un attimo, poi Gasci per Matic, forse con troppa fretta, glielo sporca bene Gava, poi Cimarosti vuole provare a incunearsi, ne salta 2, ancora Cimarosti, sterza Cimarosti col mancino, Cimarosti ha fatto tutto benissimo tranne la conclusione, Silvia Cimarosti con questo esterno mancino, ma aveva saltato 3 avversari, sicuramente una delle migliori anche la numero 7 che da quando è arrivata nel mercato invernale, oltre a conquistare di fatto
una titolarità quasi indiscussa, ci ha messo sempre grandissima grinta, a volte ai limiti della foga, ma grande qualità, l'aveva fatta intravedere già lo scorso anno con le 14 presenze in serie cadetta, stagione che il Permac aveva concluso ovviamente in concomitanza allo stop per Covid ampiamente salva. Attenzione al Portogruaro con lo solito strappo di Furlanis, intervento di Sovilla che qui rischia il giallo e direi lo trova. Non ha nulla da ridire. Gaia Maria Sovilla, prima ammonita di questo match per il fallo, la trattenuta, fallo tattico ai danni di Giorgia Furlanis, che dunque riesce anche a far procurare un cartellino contro. Calcio di punizione per il Portogruaro che davvero in questo momento è sui piedi di Giorgia Furlanis, in particolar modo, la più pericolosa, la più talentuosa, giocatrice che sta creando diversi problemi, sia in mezzo al campo sia nel cuore della difesa rossoblù. Calcio di punizione dai 40 metri con Albule Nagashi col destro, pensa alla conclusione, ci prova, pallone che si abbassa, non a sufficienza però. Da sorprendere, Chiara Daronc ci ha provato con buon coraggio. La numero 10, Granata, classe 2000, nessun problema per Chiara Daronc, che ha dovuto compiere interventi sino a questo momento non proibitivi. Un intervento sicuramente bello, importante comunque sulla conclusione di Furlanis al volo, un bel gesto tecnico sul lancio delle retrovie di Patriarca. Calcio di punizione qui per il Permac, ci avviciniamo alla conclusione di questo primo tempo piacevole davvero per larghi tratti, ma col punteggio ancora bloccato, anticipata qui Trevisiol, colpo di testa di Chiarotta, allora Permac che può salire per questa rimessa laterale, della quale si incaricherà Luna da Ros, per cercare di strappare tanto vantaggio anche per il Padova, netto sul campo delle Torri. Attenzione però Trevisiol, pallone al centro per Cimarosti, traversa, poi il pallone rimane lì e con una carambola impazzita si infila in rete, pallone che ha colpito probabilmente Bigaran. Fatto sta che il Permac è in vantaggio e lo fa con un episodio a dir poco strano, a dir poco particolare, perché c'era stato un rimpallo, una palla vagante, azione che sarebbe da rivedere quantomeno, ma ci sentiamo di attribuire il gol a Sofia Bigaran, che ci ha rimesso letteralmente la faccia pur di infilare in rete quello che comunque è il gol del vantaggio rossoblù, il secondo stagionale per la numero 11, peraltro consecutivo. Dunque, l'avevamo detto, un episodio poteva sbloccare questo match, ma certo in un modo quasi da mai dire gol. Speriamo ovviamente che non ci siano conseguenze per la numero 11 rossoblù, che comunque di fatto in qualche modo ha portato in vantaggio le rossoblù. 1-0 dunque al minuto 41, Permac che ha legittimato la propria sostanziale superiorità, almeno dal punto di vista del gioco, partita che per la verità è stata equilibrata. Occasioni da una parte e dall'altra, le migliori quelle rossoblù. Alla fine, in qualche modo, Sofia Bigaran ha colpito. 1-0 dunque per le Tose. Squadra che ha segnato molto, lo avevamo ricordato anche nelle scorse domeniche, soprattutto negli ultimi 10 minuti del primo tempo e nei primi 5 della ripresa. Statistica confermata dunque da questo episodio, che dovremmo sicuramente rivedere, ma che ora può accendere ancora di più il match, perché ovviamente il Portogruaro non ci sta, deve provare subito a reagire. Permac che ora può provare invece a legittimare anche con l'entusiasmo questo gol del vantaggio. Ancora Furlan, molto attiva, qui di prima ha provato un lancio difficile al volo, allontana Patriarca nella zona di Sovilla, poi non ci può arrivare Piemonte, modulo alleggerisce per Chiara Daronc che va col destro nella zona di Chiarot, che qui rischia perché va a vuoto, poi Matic regala di fatto la palla a Tommasella. Ora attenzione, perché una partita pazza come questa, l'abbiamo visto in occasione del gol, può succedere di tutto. Lancio di Tommasella per Cimarosti, posizione che non è regolare da parte della numero 7, peraltro Comacchio si era opposta bene nella fattispecie, tutto inutile però, perché l'arbitro, o meglio l'assistente del signor Dagna di Milano, ha alzato la bandierina. Permac che dunque ha trovato il punto dell'1-0, Permac che abbiamo detto non vince al Paolo Varison da ormai troppe domeniche. L'ultimo successo è quello
dell'11 aprile contro l'Oristano, successo sofferto per 3-2. Chissà che questo gol sia di buon auspicio, gol che riconcilia anche un po' con la sorte, perché dobbiamo dirlo, i rossoblù hanno avuto, oltre alla componente infortuni, spesso e volentieri degli episodi molto sfortunati. Pensiamo ai 3 pali di domenica scorsa a Ferrara, soprattutto quello di Karim Mantoani su calcio di rigore, addirittura un palo interno che ha impedito al capitano rossoblù di trovare quello che sarebbe stato il gol dell'1-2, oltre appunto ai legni colpiti da Cimarosti e all'autopalo della SPAL su calcio d'angolo proprio di Karim Mantoani. Parma che deve continuare a lottare, qui intervento falloso di Gashi su Govetto, timide proteste da parte di Albulena Gashi, calcio di punizione invece per il Permac. Ci avviamo dunque alle fasi conclusive di questo primo tempo, 1 minuto e mezzo, vedremo se ci sarà del recupero per gli infortuni. Peraltro Sofia Bigaran, oltre all'occasione rocambolesca del gol, attenzione però al pallone per Cimarosti che sbuca alle spalle di tutti, Cimarosti colpisce, trova il gol del 2-0, sorprendendo la difesa del Portogruaro, e questa volta sì, il Permac trova un gol limpido, chiaro, con furbizia, con grande senso della tecnica e della posizione, e Silvia Cimarosti, che aveva il mancino caldo, lo aveva fatto vedere in tutti questi minuti, questa volta non fallisce davanti a Comacchio, 2-0, allora il Permac falco, rapace come non mai in questa occasione, sorprende, approfitta di uno svarione, possiamo dirlo, della difesa granata e fa 2-0 con Silvia Cimarosti, secondo gol per la numero 7 pordenonese. Dunque qui può davvero cambiare tutto, può davvero cambiare definitivamente l'inerzia del match, con il Portogruaro che ora deve provare a reagire, sembra aver subito questo doppio colpo, con Trevisola ancora che prova ad andare alla conclusione, qui le strappa il pallone molto bene Durigon, il tocco di Gallo alla cieca però Piemonte, che per la verità non è riuscita a farsi sentire e vedere più di tanto, ma le rossoblù ora provano, mentre stanno ben 3 i minuti di recupero, quindi 180 secondi che partono da ora, rossoblù che possono andare dunque all'intervallo con un discreto margine di tranquillità, e lo possiamo dire finalmente perché erano troppe domeniche che non accadeva una congiuntura, una sequenza anche di giocate così importanti, positive, redditizie. Gol del raddoppio che dopo, ripetiamo, l'1-0 rocambolesco di Sofia Bigaran è stato comunque ben costruito, c'è stata sicuramente la complicità della difesa del Portogruaro che si è fatta sorprendere con troppa leggerezza, troppa facilità. Dal lancio di Laura Tommasella, mortifera, esiziale Silvia Cimarosti nel colpire con l'esterno mancino e trafiggere Comacchio per il gol del 2-0. Portogruaro che prova l'ultima fiammata prima dell'intervallo, Piemonte all'indietro, c'è Gashi che prova a difendere il pallone, chiama fuori la difesa Mister Zoni dalla propria panchina, ora ultimo uomo è Capitan Chiarotta addirittura nel cerchio di centrocampo, rischia qui Matic, riesce però bene a evitare Govetto, allora ha un po' di campo, va col mancino per Furlanis che prova a ispirare ancora le proprie compagne, duello con Da Ross, entrare di rigore Furlanis, ancora Furlanis, prova a saltare Da Ross, pallone col mancino, Piemonte, c'è però posizione di fuorigioco, per la verità era Gallo appostato in area piccola, troppo però oltre l'ultimo, anzi il penultimo difendente della formazione rossoblù, e allora si riparte da Chiara Daronca, ancora qualche protesta del Portogruaro che evidentemente ora è anche un po' nervoso, anche se le notizie che arrivano da Isera depongono a favore delle Granata. Certo, con l'Isera che è sotto i 2 reti con la Triestina, fare punti oggi sarebbe molto importante per mettere, ripetiamo, quella seria ipoteca sulla lotta a salvezza che altrimenti vivrà ancora di 3 giornate molto particolari, molto intense. Portogruaro che però ha perso lo scontro diretto al Mecchia con l'Isera, dunque sembrava già in quell'occasione aver abdicato, ma ripetiamo, il calcio è uno sport che va vissuto fino alla fine, lo scopriamo certo noi. Dunque, campionato ancora lungo e intenso da vivere, con le tose che possono regalarsi la possibilità di rimanere agganciate alla top 6 di questo campionato. Tommasella prova il lancio a metà strada tra Trevisola e Bigaran, Bigaran con questi lanci di inseguimento, c'è Patriarca che alleggerisce per Comacchio, ancora 40 secondi prima del duplice fischio del signor Dagna, spinge Gaia Sovilla, intervento irregolare ai danni di Spollero in questo caso, allora calcio di punizione, vediamo se ci sarà un'ultima occasione per le Granata di provare a rendersi pericolose dalle parti di Chiara Daronc. Gashi ti chiama allo schema
col destro prova lancio in profondità nella zona di Gallo, colpo di testa in anticipo di Gava, che però colpisce proprio la numero 9 del Portogruaro, raddoppio poi di marcatura, riesce a sgusciare Gallo, trattenuta però di Tomasella, calcio di punizione allora a pochi metri dalla lunetta del limite dell'area di rigore. Attenzione, perché qui c'è la possibilità davvero di costruire una esecuzione interessante verso lo specchio della porta di Chiara Daronc. Di fatto è scaduto il terzo di recupero del primo tempo, ma l'arbitro ha tutta l'intenzione di far battere questo calcio di punizione, che sarà affidato presumibilmente, a giudicare anche dalla postura e dalla cura con la quale si sta aggiustando il pallone, a Albulena Gasci. 4 le rossoblù in barriera, Sofia Bigaran, Gaia Sovilla, Laura Tomasella e Giulia Trevisiola. Attenzione a questa opportunità con Gasci che va col destro, colpisce in pieno la barriera, e allora non c'è più nulla da dire per quanto riguarda questo primo tempo, che va in ghiaccio con le squadre che vanno a bersi un tè freddo sul 2-0 per le rossoblù, che hanno colpito proprio nel finale di tempo con Sofia Bigaran al minuto 41. Attenzione, perché intanto nell'ultima azione ben 2 giocatrici rossoblù sono rimaste a terra. Speriamo ovviamente non si tratti di nulla di grave, perché abbiamo detto che per quanto il gol del vantaggio di Bigaran sia stato anche fortunoso, se vogliamo, la sfortuna ci ha visto sin troppo bene nel campionato delle ragazze della Città della Vittoria. Fatto sta che, in attesa di capire meglio quanto accaduto qui sul finale, le ragazze di mister Massimo Zoni vanno a riposo sul doppio vantaggio. Al 41esimo il gol di Bigaran, gol, ripetiamo, rocambolesco ma fortemente voluto, fortemente cercato dalla formazione rossoblù. E poi il raddoppio di Silvia Cimarosti, che è sbucata come un falco alle spalle della difesa sul lancio di Tomasella, e col mancino ha trafitto Comacchio. Ovviamente rimaniamo anche in attesa di capire quello che è accaduto proprio sul finale alle 2 giocatrici doloranti, che sono Gaia Sovilla e Giulia Trevisiol. Noi comunque per il momento restituiamo la linea alla regia di Federico Campodall'Orto e ci vediamo tra qualche istante per il secondo tempo di questo match, che promette ancora tante scintille e grande spettacolo.
immagini che vi giungono nuovamente dallo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto. Siamo nell'intervallo del primo tempo tra Permac Vittorio Veneto e Portogruaro Calcio Femminile, prima frazione che si è conclusa col doppio vantaggio nel finale. Per quanto riguarda la formazione di casa di mister Massimo Zoni, ha colpito con Sofia Bigaran un gol molto particolare, arrivato al termine di un'azione rocambolesca, ma che ha legittimato una supremazia, possiamo dire, al photo finish per quanto riguarda la formazione della Città della Vittoria. Poi proprio al 45esimo è arrivato il raddoppio con Silvia Cimarosti, che è riuscita a imbucarsi all'interno delle strette maglie della difesa granata e sul lancio dalle retrovie di Tommasella ha trovato il corridoio giusto, il varco per battere con la punta dell'esterno mancino Elena Comacchio per quello che è il 2-0 col Portogruaro, che deve assolutamente cercare di avere una reazione, di concretizzare questa reazione nel secondo tempo per mantenere viva la speranza di strappare qualche punto quest'oggi qui dalla Città della Vittoria, punti che sarebbero molto importanti visto, abbiamo detto, quello che è l'esiguo vantaggio appena 2 lunghezze della formazione veneziana sull'Isera penultimo. 13 punti per il Portogruaro, 11 per l'Isera con Lettori che chiude a 4 punti e che rimane incollato sul fondo della classifica. Vi ricordiamo quelle che sono anche le coordinate per poter contribuire in qualunque modo voi vogliate al sostegno del calcio femminile Permac Vittorio Veneto dopo un'annata così particolare, turbolenta, lo è stato per tutti, ma la formazione della Città della Vittoria ha dovuto anche supplire con grosse spese al mantenimento della squadra, ai tamponi, insomma allo staff che nonostante tutto anche a livello giovanile ha continuato a mantenere vivo il rapporto con i gruppi di juniores, giovanissime e esordienti. Dunque qualsiasi contributo vogliate fornire sarà sicuramente ben accetto per continuare la grande avventura del calcio femminile a Vittorio Veneto quando ci avviciniamo a quella che sarà la 40esima annata, fondazione da parte dell'indimenticato Baffo Franco Fattorel, datata 1982. Nel frattempo ultime indicazioni per Ilaria Mella, che sarà dunque la prima scelta per quanto riguarda le giocatrici dalla panchina per la formazione rosso-blu. Ilaria Mella che rientra dopo quasi 3 mesi di stop ed è pronta a scatenare tutti i cavalli del suo motore. Subentra a Giulia Trevisiol, che ha concluso il primo tempo dolorante nelle ultimissime battute. Anche per Trevisiol tanta sfortuna in questa stagione, tanti problemi soprattutto alle caviglie. Gaia Sovilla, l'altra giocatrice colpita molto duro nel finale di primo tempo, in occasioni comunque assolutamente fortuite nel rapporto del campo con le avversarie, e invece regolarmente al suo posto accanto a Laura Tommasella. Tra un attimo riepilogheremo quelle che sono le formazioni. Dunque un cambio per il Permac, sono le stesse invece le 11 del Portogruaro, agli ordini di mister Moreno Morettine, agli ordini invece del signor Samuel Dania della sezione di Milano. Si sta per aprire questa ripresa qui nella Città della Vittoria per questo match valido per la 23esima giornata del Girone B di Serie C. Mancheranno altre 3 partite per chiudere la stagione. Il Permac affronterà domenica prossima il Padova sul terreno sempre molto insidioso della formazione bianco-scudata, terreno in sintetico. Poi al Barison quello che potrebbe essere il Passillo d'Onor per la formazione del Corte Franca, che verrà qui nella Città della Vittoria, chissà se a giocarsi la matematica promozione in Serie B oppure se a dover lottare fino all'ultimo per cercare di difendersi dagli attacchi di un Trento sempre indomito. Tanto calcio di punizione per il Portogruaro, che prova a farsi vedere in avanti con questo primo pallone della ripresa. Pallone scodellato al limite dell'area di rigore, colpo di testa in anticipo di Monica Furlan. Poi Bigaran, l'autrice del primo gol, che decide il match. Qui una spinta invece ai danni di Luna D'Aros. Calcio di punizione allora per il Permac. Dicevamo nel primo tempo tanto equilibrio, le occasioni migliori le ha avute per lo più il Permac, anche se Daronca ha dovuto compiere un intervento non banale. Tanto fallo di mano per Ilaria Mella, che subito è entrata con grande voglia. D'altra parte non poteva essere altrimenti per una giocatrice che sicuramente fa della velocità una delle sue armi principali. Dicevamo nel primo tempo tante occasioni per il Permac, una buona parata di Daronc su un tentativo coraggioso acrobatico di Furlanis, la migliore sicuramente delle Granata nella prima frazione. Poi sono arrivati i 2 gol in rapida sequenza che legittimano quella che è stata una statistica ricorrente di questa stagione rossoblù, ovvero i gol
arrivati a grappoli, soprattutto nei primi, anzi negli ultimi 10 minuti del primo tempo e nei primi 5 della ripresa. Ripresa che ora dovrà ovviamente proporre un Portogruaro più arrembante per cercare di spezzare questo doppio vantaggio, questo primo tentativo di allungo da parte delle ragazze vittoriesi. Portogruaro ora che manovra con Durigon, subito Cimarosti come sempre molto ringhiante nei confronti degli avversari, e qui commette fallo ai danni di Durigon. Calcio di punizione col pallone che danza all'altezza dell'out, duello tra Spinelli e Furlan, duello che si è ripetuto pressoché a intervalli regolari nel corso della prima frazione di gioco. Qui Furlanis spara un pallone quasi rugbisticamente in avanti, Gava però in anticipo e lo può alleggerire per Chiara Daronc. 4-4-2 quello per il Portogruaro, ricordiamo ovviamente le formazioni con le ospiti in campo con Comacchio tra i pali, poi in ordine numerico progressivo Patriarca, Matiz, Spollero, Durigon, Chiarot, Spinelli, Furlanis, Gallo, Gasci e Piemonte. Un 4-4-2 quello di Moreno Morettin. Per il Permac 4-4-2, quindi modulo speculare con Chiara Daronc tra i pali, linea difensiva intanto dolorante a terra, se non vediamo male proprio Giorgia Furlanis. Comunque dicevamo il Permac con Chiara Daronc tra i pali, linea difensiva con Luna da Rosa a destra e Monica Furlan a sinistra. I centrali sono Carlotta Modolo e Carlotta Gava. Centrocampo con Laura Tomasella, il capitano di quest'oggi, accanto a Gaia Maria Sovilla. Esterni larghi, Elena Govetto a destra e Silvia Cimarosti a sinistra. Le due punte sono Sofia Bigaran e la neoentrata Ilaria Mella, quello che è stato uno dei moduli più utilizzati da parte di mister Massimo Azzoni, che spesso e volentieri si è affidato anche al 4-2-3-1. Attenzione qui al pallone strappato da Cimarosti, buona possibilità allora per il Permac con Cimarosti che forse si fa ingolosire troppo, anche se qui riesce a rientrare in possesso del pallone e a rientrare verso il piede destro. Lei però è mancina, dunque deve cercare di nuovo il sinistro. Pallone per Furlan che scodella al centro, Chiarotta con una certa sicurezza riesce a disinnescare questo pallone e a permettere alle proprie compagni di squadra di respirare relativamente, perché poi ci mette lo zampino anche una vogliosissima Ilaria Mella. Si riparte dunque con la rimessa laterale a favore del Portogruaro. Ricordiamo anche le giocatrici a disposizione di entrambi i mister. Per il Portogruaro in panchina ci sono il secondo portiere Sovran, poi Piovesan, Feletti, Battaiotto, Lucchetta, Marsic, Vignandel e Fiorin. Per il Permac invece, oltre a Alice Bonassi, anche Arianna Fattorel, Arianna Cartelli, Dalila Canzi, Alessia Gallina, Deborah Zilli e le giovanissime aggregate dalla Juniores Sara Furlan e Emma Zago. Chissà se per loro ci sarà magari la possibilità di assaggiare, se non oggi comunque nel finale di questa stagione, il gustoso, sontuoso manto della città della vittoria, o perché no anche uno dei due campi che vedranno ancora le tose impegnate in trasferta, ovvero il Vermigli di Padova e il campo della Triestina che spesso ha ruotato gli stadi in cui è scesa in campo. Ufficialmente il campo è quello di Villa Vicentina, ma spesso e volentieri hanno giocato anche a Prosecco le ragazze rosso alabardate. Tanto pallone lanciato in avanti con Carlotta Gava che deve intervenire da ultimo uomo sulla pressione, tentativo da parte perlomeno di Gallo e Piemonte. Poi Tomasella prova a mettere ordine, va in orizzontale da Luna da Rossa, in verticale pallone sporcato, ancora gestito in qualche modo. Poi la conclusione tentata con il pallone che esce largo. Attenzione perché tra l'altro ci avvediamo solo ora di un cambio anche nel Portogruaro, cambio che però non ci risulta essere stato segnalato, ma ad aiutarci spicca la folta chioma di Anna Battaiotto, classe 93. Dunque ci scusiamo per non aver notato subito questa variazione. Di fatto un cambio c'è anche del Portogruaro. Vedremo la giocatrice che ha ceduto la mattonella alla numero 16, classe 93, una delle più talentuose. Portogruaro che evidentemente ora deve giocare a trazione ultra offensiva con questo che di fatto è un 4-2-4, proprio Battaiotto ora in possesso di palla, lo scarica per Durigon. Durigon col destro prova a lanciare il Piemonte, stiamo nel frattempo cercando di notare la giocatrice che è uscita per far posto a Battaiotto. Giocatrici in ordine numerico, vediamo, ci sembra che manchi la numero 4 Gaia Spollero nelle file del Portogruaro, dunque il cambio dovrebbe essere Battaiotto per Spollero. Lo diamo per buono, dunque con Anna Battaiotto che proverà a ispirare
le proprie compagne di squadra, cambio evidentemente tattico da parte di Moreno Morettin. Battaiotto che ha realizzato una rete in stagione, è subentrata alla panchina, ma sicuramente molto interessante. Intanto duello tra le numero 6, tra Chiarot e Mella, e qui il capitano del Portogruaro viene ammonito. Primo giallo del match allora anche per la formazione granata, con Marica Chiarot che finisce sul tabellino del signor Dania di Milano. Calcio di punizione allora affidato a Laura Tomasella, che quest'oggi veste la fascia di capitano. Abbiamo detto 3 assenze su tutte spiccano tra le fila rossoblù, ovvero Capitan Karin Mantoani, Giada Tomasi e Carlotta Martinis. Attenzione qui, il colpo di testa cercato anzi trovato per la verità da Elena Govetto sulla punizione della lunga distanza di Tomasella, colpo di testa che poteva diventare una sponda interessante per una compagna di squadra, di fatto è diventato un tiro verso la porta di Comacchio. Ora Portogruaro che prova a ripartire con Gashi, pallone verticale per lo scatto di Battaiotto, che prova a sfuggire alle spalle a Daros, riesce a guadagnare il campo Battaiotto, si infila bene, prova il diagonale, la tiene lì Chiara Daronc, allora prova subito a ringhiare Anna Battaiotto, messa in campo non a caso per cercare di dare maggior qualità alle granata sulla fascia mancina. Qui primo squillo della ripresa da parte del Portogruaro, attenta però Chiara Daronc che ha tenuto lì un pallone che poteva essere insidioso. Siamo già però dall'altra parte con Silvia Cimarosti, una delle più attive anche nel primo tempo. Qui evita anche l'intervento da parte di Durigon, ancora Cimarosti che può pensare alla conclusione, però sulla destra riesce a toccare per Govetto, Govetto prova la battuta, non inquadra però lo specchio della porta di Comacchio. Qui buona occasione per le rossoblù con Elena Govetto che forse poteva fare meglio da quella posizione. Ha avuto il pallone sul destro, ha calciato, il pallone però è uscito troppo morbido, innocuo per la porta di Elena Comacchio. Perma che comunque si mantiene attivo contro un Portogruaro sbilanciatissimo che deve per forza cercare di riaprire la partita. Per quanto riguarda il possesso del pallone però le rossoblù sono sembrate più incisive nella prima frazione e anche in questa ripresa non hanno approcciato affatto male la contesa. Cimarosti, qui pallone impreciso in orizzontale, lo può recuperare Gashi, su di lei c'è Sofia Bigaran, Gashi all'indietro per Patriarca. Durigon subito affrontata da Cimarosti che riesce anche a trovare la rimessa laterale, allora ancora buon break di Silvia Cimarosti. Qui Tomasella ne ha 2 addosso, deve scaricare per Cimarosti col mancino, cross a metà, colpo di testa di Chiarot. Continua però la pressione rossoblù, ragazze vittoriesi ovviamente come vedete quest'oggi con maglia bianca a inserti verticali rossoblù, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Monica Furlano ora alla rimessa, pallone per Mella, controllo a seguire della numero 6 di Salone di Caneva, poi cerca il gioco di gambe su Patriarca. Cimarosti, attenzione a Cimarosti, può pensare alla conclusione col destro che abbiamo detto non è il suo piede, infatti tiro innocuo. Poi Portogruaro che però fa fatica a uscire, allora recupera palla Mella con la complicità di Modolo, scambio ancora tra le due, Modolo in posizione di cross, deve spostarsi il pallone sulla destra, invece va col mancino, ancora Chiarot con affanno, pallone però ancora per Modolo che questa volta va col destro, Chiarot come un flipper allontana dalla zona di Cimarosti, Gashi poi con Furlani, se questa volta riescono a uscire allora provano a trasformare l'azione difensiva in offensiva. Battaiotto salta ancora Luna da Ross, Gava però deve ripulire la sfera e allora Anna Battaiotto continua in questi primissimi minuti, ne sono trascorsi 10, poco più nel corso di questo secondo tempo, con Vittorio Veneto in vantaggio per 2-0 grazie alle reti nel finale di prima frazione di Bigarani e di Cimarosti, ma l'ingresso di Battaiotto sicuramente ha dato una scossa, oltre a sbilanciare decisamente la formazione di Moreno Morettin. Qui Gashi che gioca tantissimi palloni, Tomasella però la costringe a rinculare di parecchi metri, poi Mella dalle spalle di Patriarca, qui bene il Perma con grande grinta, Sovilla, pallone recuperato solo per un attimo da Chiarot, poi Tomasella, lancio per Govetto che prova a rubare il tempo a Matiz, esce Comacchio con buona scelta di tempo ed evita a Elena Govetto comunque molto attiva che prova a lanciarsi in profondità su tutti i palloni, di fatto accentrandosi da quello che è il suo ruolo designato di quest'oggi, ovvero da ala. Pallone però rilanciato male da Comacchio per Bigaran, Bigaran questa volta Chiarot la scherma bene, comunque tanti palloni giocati, grande generosità, piglio sicuramente molto diverso, molto interessante, tanto fuori gioco per Ilaria Mella. Dicevamo
quello che colpisce piacevolmente rispetto alle ultime occasioni per quanto riguarda la formazione di mister Massimo Zoni è la grinta, è la voglia che ci stanno mettendo le ragazze della Città della Vittoria, che sono ampiamente salve, ma abbiamo detto il tema di questa giornata è orgoglio e pregiudizio. Orgoglio, che è quello che le Tose stanno esibendo quest'oggi, contro il pregiudizio che le voleva un po' troppo scariche. Tanto ruvido lo scontro qui tra Gasci e Govetto, scontro comunque normale di gioco, calcio di punizione per il Portogruaro già battuto. Attenzione, pallone che viene ripreso poi proprio da Govetto, che sta facendo tanti chilometri. Dicevamo, il Portogruaro sì, ci ha messo da par suo sicuramente tanta voglia, ma il contropiede della prima frazione delle ragazze di Moreno Morettin si è un po' perso negli ultimi 16 metri. Una parata buona sì di Daronc, ma la sensazione è che si potesse comunque fare di più. Intanto Cimarosti ancora si allunga la maglia, poi l'arbitro comanda la continuazione delle operazioni. Allora Bigarana, all'interno del rigore, Chiarot prova a respingere tutti i palloni. Sicuramente ci mette grande voglia il capitano Granata, però spesso sembra un po' sola in questo tentativo di linea Maginot. Palla ancora recuperata però dalle rossoblù, con Mella all'indietro per Tomasella, c'è l'arbitro che si frappone tra il numero 22 e un possibile passaggio filtrante. Si va comunque da Cimarosti col mancino, lo scavetto a cercare Bigaran, pallone appena lungo, interessante. Ancora il suggerimento di una Silvia Cimarosti sicuramente molto in palla. Elena Comacchio però anticipa tutti e blocca il pallone. Andiamo a vedere se ci sono novità dagli altri campi dopo questo quasi primo quarto d'ora del secondo tempo, con il Padova che sta dilagando sul campo delle Torri, ampiamente previsto. Attenzione però al Portogruaro con Battaiotto, pallone interessante per Gallo, Gallo in anticipo su Gava, deve attendere l'aiuto delle compagne. Piemonte, controllo impreciso, poi va alla conclusione ancora Battaiotto col sinistro. Qui si sono un po' pestate i piedi Piemonte e Battaiotto, ma ripetiamo, l'ingresso della numero 16 sicuramente ha cambiato l'inerzia dell'attacco. Vedremo se scaturirà qualcosa di importante. Vediamo anche che dalla panchina veneziana c'è un altro cambio con l'ingresso della numero 14 Deborah Piovesan, uno dei nuovi acquisti del mercato invernale del Portogruaro, entra al posto di Chiara Durigon. Secondo cambio allora anche per la formazione guidata da Moreno Morettin. Vediamo se cambierà qualcosa dal punto di vista tattico. L'impressione è che ci sia bisogno di una guardia più attenta, più opprimente, ovviamente sempre nei pieni termini di regolamento, su Silvia Cimarosti, una delle frecce per il momento più pungenti nella faretra della formazione rossoblù in questi primi 60 minuti. Solito duello tra Furlan e Spinelli, pallone rilanciato poi da Patriarca, colpo di testa di Modolo, attenzione perché ne può approfittare Furlanis, un po' in ombra in questi primi minuti. Qui intervento di fisico di Carlotta Modolo, l'arbitro però lo ravvisa irregolare. Furlanis, che abbiamo detto è stata la fonte del gioco per tutto il primo tempo per la formazione portogruarese. Questo primo quarto d'ora però non ha trovato il lampo per tornare a creare problemi a Chiara Daronco. Ovviamente la partita è ancora molto lunga, le Tose devono rimanere in guardia dalla formazione portogruarese. Lo abbiamo visto nella prima frazione, basta un episodio come quello capitato a Sofia Bigaran per cambiare tutto. Punizione con Furlanis che prova la conclusione, il pallone esce di poco. Chiara Daronco sembrava in gran controllo e con relativa tranquillità ha atteso che la sfera di fatto finisse oltre lo specchio della porta. Sicuramente punizione spiovente interessante da parte del vice capocannoniere della formazione ospite. Manca la top scorer, sicuramente un'assenza importante, quella di Aurora Finotto per il Portogruaro. Altra realizzatrice importante è Sara Feletti, che ha fatto 3 gol nella stessa partita contro le Torri, ma ha realizzato anche diversi assist ed è in panchina quest'oggi. Piemonte scelta come prima punta da Moreno Morettini. Intanto Mella prova a sgomitare in mezzo alle centrali rossoblù. Buon lavoro, numero di Piovesan, la neoentrata che cerca il lancio ancora per Spinelli. Furlan deve scaricare anche per evitare il pressing da parte di Gallo. Rilancio di Daronc, Bigaran a prendersi il pallone nella propria metà campo. Buona partita al di là del gol per Sofia Bigaran. Poi in qualche modo prova a mantenere il controllo su Furlanis, recuperato però il Portogruaro da rimessa laterale. Ancora Furlanis, ne ha 2 addosso, sempre in raddoppio
la formazione di casa. Spinelli che deve provare a armare il traversone, c'è però Monica Furlan su di lei, allora tentativo di Furlanis, poi una carambola, l'ultimo tocco è di Gaia Sovilla, allora calcio d'angolo per il Portogruaro che prova, spinto anche dalla propria panchina, a farsi vedere in questa ripresa. Dalla bandierina andrà come sempre Giorgia Furlanis, attenzione in area di rigore anche proprio le due entrate, a Piovesana e a Battaiotto, guardate a vista rispettivamente da Cimarosti e Modolo. Va a centro area, allontana Sovilla l'angolo di Furlanis, poi Spinelli con Monica Furlan come un francobollo, poi Patriarca, Piovesan, vediamo se si alza la bandierina, no, anzi sì. E allora tra le proteste della panchina del Portogruaro e anche di qualche dirigente qui in tribuna, ricordiamo questa è l'ultima partita a porte chiuse, ci sarà la possibilità, e anzi vi invitiamo sin da ora ad accorrere numerosi quello stadio Paolo Barison domenica 13 giugno alle ore 15 per il match della 25esima e penultima giornata tra Vittorio Veneto e Cortefranca, match che vivrà sicuramente due momenti molto importanti, uno nel saluto del pubblico, nel ritrovare gli aficionados della città della vittoria a sostenere le Tose dopo questo campionato, dicevamo, di grandi sacrifici anche economici. Dall'altra parte il Cortefranca che vedremo se si presenterà qui con un vantaggio minimo nei confronti del Trento che sta vincendo 2-0 contro l'Unterland in casa, ma il Cortefranca in questo momento ha 4 lunghezze di vantaggio sul campo dell'Oristano, dunque stando così i risultati sarebbe inalterato il vantaggio di 4 punti da parte delle bresciane guidate dallo specialista delle promozioni Roberto Salterio. Portogallo in avanti con Gallo, su di lei c'è Gava, poi pallone dietro per Battaiotto vuole provare ad armare il sinistro per la conclusione, poi riesce a aprire invece sulla destra per l'altra neoentrata Piovesan, Monica Furlan, con tutta l'esperienza di una giocatrice che sa il fatto suo, che ha assaggiato la Serie A, seppur per pochi minuti, anche lei molto sfortunata, in occasione della storica stagione della formazione della città della vittoria in Serie A, con la rottura del crociato, lei che rientrava già da un infortunio simile e che è una senatrice riuscita con questa maglia addosso come una seconda pelle, come lei anche Laura Tommasella che è rientrata da 4 stagioni ma è cresciuta sin dai tempi dell'indimenticato baffo Franco Fattorel. Portogruaro nel frattempo che guadagna un altro calcio d'angolo, allora prova una certa supremazia in questa fase col solito lavoro di Spinelli che sicuramente non si è risparmiata nel cercare di perforare la fascia destra. Allora ancora Furlanis, ancora da palla da fermo, ci provano le ragazze Granata quando siamo al 20° della ripresa, sempre 2-0 per il Perma che per il momento si è difeso molto bene, pallone troppo lungo sul secondo palo. Allora Luna da Ros può difendere la sfera, qui troppo frettolosa nel lanciare il pallone in avanti, anche se Ilaria Mella si lancia caparbia all'inseguimento del pallone, l'ultimo tocco poi di una giocatrice del Portogruaro, ma il pallone non ha intenzione di uscire, allora attenzione al duello tra Gava e Gallo. Gava prova a fare di tutto per difendere la sfera, alla fine però la touche è in favore delle Granata. Ancora tanto movimento qui a bordo campo sulla panchina rosso-blu perché si scaldano Cartelli, Gallina, Canzi, Fattorel. La più vicina a entrare sul terreno di gioco sembra però Zilli, un'altra delle giocatrici simbolo, protagoniste di questa stagione. Intanto il fallo di Bigaran su Furlanis, calcio di punizione per il Portogruaro, attenzione perché la mattonella è ancora pregiata. Siamo ai 20 metri, qui interventi in ritardo di Sofia Bigaran, vediamo allora se Giorgia Furlanis proverà a sorprendere Chiara Daronc, mentre Deborah Zilli scalpita per entrare sul terreno di gioco, lei che ha già impresso un marchio notevole in questa stagione rossoblù, non finiremo mai di ricordarlo, è appena alla seconda stagione da calciatrice e già ha realizzato 7 reti. Attenzione a Furlanis col destro, pallone che termina alto, nessun problema per Chiara Daronc. Allora sospiro di sollievo per la formazione di casa. Nel frattempo possiamo notare, possiamo anticipare che a uscire, per quanto vediamo dalla lavagnetta luminosa del direttore sportivo Matteo Fattorale a bordo campo, sarà Gaia Sovilla, dunque attendiamoci un aggiustamento tattico
con l'uscita di un centrocampista centrale e l'ingresso di una giocatrice offensiva ma più esterna. Attenzione Cimarosti, chiama palla Mella, servita in area di rigore, Mella anticipata ma c'era fuori gioco da Elena Comacchio, che comunque è andata con buona scelta di tempo a brancare la sfera. Qui tentativo di dialogo tra la numero 7 e la numero 6. Mella che di fatto può essere davvero un nuovo acquisto per queste 3 partite e mezza che rimangono. Fallo di Modulo qui su Piemonte, mentre l'arbitro comanda il cambio. Ci sarà un cambio anche nel Portogruaro. Allora prima segnaliamo l'avvicinamento tra le rosso-blu, come vi avevamo anticipato. Fuori Gaia Sovilla, generosa come sempre. In campo Deborah Zilli, la seconda miglior marcatrice rosso-blu. Nel Portogruaro esce Rebecca Piemonte e si prepara a entrare sul terreno di gioco Giada Vignandel, che è una delle 2006. 15 anni, e allora una delle giocatrici che sicuramente possono dire molto del futuro della formazione granata. Mossa anche coraggiosa da parte di Moreno Morettin in questa occasione. Mancano 20 minuti abbondanti alla conclusione di questo match e il Portogruaro si affida a uno dei suoi giovani talenti per cercare di cambiare qualcosa da davanti. Punizione intanto per Gasci, a vuoto Gava, ma alle sue spalle c'è Luna Daros, in anticipo prova a servire anche Govetto, che però non può avventarsi sulla sfera. Messa laterale allora che sarà affidata a Matic, si avvicina Gasci, invece è servita Gallo, a sua volta su di lei c'è il ringhio sempre presente di Carlotta Gava, che con l'aiuto di Tomasella recupera il pallone. Poi Cimarosti, ancora una volta uno slalom tra i paletti granata, alla possibilità di contropiede, si sgancia a sinistra, proprio la nuova entrata Deborah Zilli, servita, attenzione a Zilli, può andare in 1 contro 1 con Piovesan. Zilli pensa anche al tiro ma deve defilarsi sulla sinistra, pallone col mancino a cercare Mella, in qualche modo Mella 2 volte, alla fine Comacchio in qualche modo riesce a salvare la propria porta dalla zampata di Ilaria Mella. Qui buon riflesso da parte del portiere del Portogruaro, che è riuscita a impedire alla sfera in seconda battuta, al tap-in della famatissima Ilaria Mella, di terminare la propria corsa sul fondo della rete. Qui malinteso del centrocampo rossoblu. Vediamo che con l'ingresso di Deborah Zilli si è accentrata Silvia Cimarosti, altra giocatrice estremamente duttile, che dunque passa dalla fascia sinistra al ruolo di incontrista e playmaker accanto a Laura Tomasella, con Zilli che dunque di fatto gioca come ala intermedia, possiamo dire così. Dovrà sicuramente dare una mano a Monica Furlan nel gestire i 2 clienti sulla fascia mancina, che sono numero 7 Ginevra Spinelli e la numero 14 di entrata Deborah Piovesan. Colpo di testa di Modulo, Tomasella, battagliotto, qui sorprende la numero 22 di casa. Patriarca con la destra in avanti, prova quasi il colpo dello scorpione. Gallo, pallone lontanato da Daros. Poi Gasci, Patriarca, Bigaran non molla un centimetro però. Allora Patriarca ne ha 3 addosso, deve servire Spinelli, ci mette la punta del piede Furlan, una delle migliori. Qui poi uno scontro tutto regolare, però il gioco prosegue. Alla fine la rimessa laterale è rosso-blu, nulla da dire sulla grande voglia, la grande grinta della ragazza di mister Massimo Zoni. Evidentemente bisogna mantenere questo atteggiamento sino al fischio finale, ma è rincuorante dopo i troppi passaggi a vuoto delle ultime domeniche vedere una formazione che ci mette prima di tutto voglia, che ci mette prima di tutto grande grinta, e possiamo dirlo che il doppio vantaggio è giusto, doppio vantaggio maturato sul finale di prima frazione con Sofia Bigaran al 41esimo e con Silvia Cimarosti al 45esimo. Attenzione qui da Ronch, rischia perché serve Battagliotto, duello con Gava, c'è anche Gallo, scambio tra le due, il triangolo però non viene completato perché a metterci il tasto cerchio, l'intervento in scivolata c'è Luna Daros. Allora Silvia Cimarosti per il contropiede, attende rinforzi dalle compagne, alla fine serve Zilli in sovrapposizione, Mella servita, si sgancia all'interno della rigore, la numero 99, passaggio leggermente lungo. Allora allontana Chiarot, Spinelli e Furlan. Alla fine il leitmotiv premia questa volta la numero 7. Indicazioni di mister Massimo Zoni prevalentemente alle proprie centrali di difesa. Ricordiamo le assenze molto importanti di Carlotta Martinis, una delle più presenti in questa stagione, che ha dovuto chiedere il cambio al minuto 78 di Spalpermac, e poi
Già Tomasi che ha stretto i denti fino alla fine, ma lussazione alla spalla che avrà bisogno di guarire per la sfortunatissima lince del Cellina, che comunque ha lasciato il suo marchio ogni qualvolta è stata chiamata in causa in questa stagione, e davvero lo ha fatto realizzando ben 3 reti, tutte su palla da fermo. Attenzione qui Bigaran, possibilità per il Permac perché è un po' sbilanciato qui Bigaran, ha perso però il tempo di gioco. Allora Battaiotto, che è entrata molto bene, ha recuperato il pallone, qui era sfilacciata però la formazione di mister Moreno Morettin, che d'altra parte non può che essere molto lunga a tratti. C'è anche da dire che il 4-2-4 delle ospiti per il momento non ha portato i risultati sperati. Daronc ha dovuto compiere un paio di interventi, ma troppo poco per il momento per la formazione veneziana per sperare di rompere gli indugi di fronte a un Permac solido, un Permac voglioso, un Permac orgoglioso, ed era quello che ci aspettavamo quest'oggi, che vogliamo fino alla fine. Possibilità ancora per Govetto, lascia rimbalzare il pallone, Cimarosti pensa alla conclusione, salta un avversario, Cimarosti va col mancino, l'intervento di Patriarca forse decisivo perché la conclusione di Silvia Cimarosti viaggiava spedita verso la porta di Comacchio, e allora buona opportunità qui per il Permac, mentre c'è un altro cambio per il Portogruaro, esce Albulena Gasci ed è entrata l'altra 2006 Vittoria Fiorin, quindi squadra allora giovanissima davvero per quanto riguarda le veneziane, con 2006 in campo. Esce Gasci che ha giocato tanti palloni, se non sempre con la necessaria lucidità. Anche Vittoria Fiorin allora a mettere il proprio marchio, la propria presenza in questa partita. Calcio d'angolo affidato allora a Tomasella sul secondo palo, Govetto ha provato lo stacco, pallone irraggiungibile però per la numero 9, dall'altra parte Matic che prova a ripulire questa sfera, a servire in verticale una delle 2006 entrate, ovvero Vignandel che scivola, poi da Ross che di fatto però regala di nuovo il pallone a Matic. Battaiotto prova a salire ancora Battaiotto, si sgancia Spinelli, pallone proprio per lei, da Ronchi in anticipo riesce a allontanare la sfera, poi ancora Battaiotto che davvero ci mette lo zampino in ogni azione, un po' come ha fatto Furlanis nel primo tempo. Nella ripresa Battaiotto è sostanzialmente la giocatrice aggiunta. Intanto prova la conclusione proprio Furlanis, l'avevamo citata poc'anzi, anche sbilanciata alle proprie spalle, un intervento comunque assolutamente regolare da parte di Laura Tomasella. Conclusione di Furlanis che si perde dunque nel deserto dei Tartari, un quarto d'ora più recupero al termine, sempre 2-0 per il Permac. Ricordiamo ancora le sostituzioni in questa ripresa, con le rossoblu che hanno messo in campo Mella dall'inizio della ripresa al posto di Trevisiol, poi l'ingresso di Deborah Zilli al posto di Sovilla. 3 invece i cambi nel Portogruaro, con gli ingressi di Piovesan, Vignandel e Fiorin, anzi 4 con l'ingresso di Battaiotto, per cercare di cambiare qualcosa dal 4-4-2 al 4-2-4, con le tose che però non hanno sofferto troppo questo andamento veloce, almeno dal punto di vista tattico, della formazione portoguarese. Qui Govetto prova a difendere il pallone all'altezza del vertice di destra, all'area di rigore da Ross, cross che può diventare buono per Zilli, che prova a mantenere il controllo, lo scarica per Mella che prova la conclusione, corpo all'indietro, palla lontana dallo specchio della porta di Comacchio. L'area Mella comunque sicuramente in palla in questo secondo tempo, ha bisogno di ritrovare minutaggio e sicuramente avrà occasione di farlo in questo finale di stagione. Nel frattempo Isera che prova a riaprire la partita contro la Triestina in vantaggio 3-1 sul campo della formazione trentina. 4-0 Cortefranca a Oristano, 3-0 il Trento in casa con l'Unterland. Venezia in vantaggio per 2-1 contro la Spala. Attenzione al pallone vagante, solo per un attimo Mella è riuscita a metterci la punta del piede Patriarca. Infine 6-0 del Padova sulle Torri, le Torri con qualcosa di più di un piede in eccellenza, pallone in verticale per Gallo, non ci può arrivare Chiara Daronc. Vediamo allora anche in prospettiva quello che sarà il duello delle ultime giornate sia in testa che in coda. 24esima giornata domenica prossima, Tose sul campo del Padova, derby molto sentito che all'andata è terminato per 2-2 qui a Vittorio Veneto. Per quanto riguarda le lotte nobili, in vetta il Cortefranca affronterà le Torri, dunque difficile immaginare un risultato diverso dai 3 punti. Il Trento invece affronterà la Spala. Attenzione a Cimarosti, pallone verticale impreciso per Mella. Dunque per quanto riguarda la lotta in vetta difficile prevedere
una diminuzione delle distanze tra Cortefranca e Trento perlomeno nel prossimo turno. Portogruaro che affronterà invece il Venezia in un derby altrettanto sentito e molto difficile sicuramente per le Granata. Isera sul campo del Brixen, dunque difficile che cambi qualcosa nella prossima giornata. Intanto seguiamo ancora il rossoblu con Govetto che pensa anche al tiro, prova a saltare Chiarot, Govetto ci pensa, la conclusione, pallone che si abbassa troppo tardi. Ancora tanti tentativi per Elena Govetto, altro cambio nel Portogruaro, entra anche Giada Sovran. Vediamo al posto di chi? Di Gallo, dunque da fondo alle proprie risorse la panchina Granata in questo finale di match. Segnaliamo dunque questo ennesimo cambio, fuori Gallo, dentro Sovran. Dicevamo, penultima giornata con il Perma che affronterà il Cortefranca. Ribadiamo ancora l'invito ad assistere alla partita qui allo stadio Paolo Barison per salutare le Tose e per vedere anche una formazione sicuramente di grande livello come il Cortefranca, che dunque dovrà venire a strappare i 3 punti nella città della vittoria. All'andata è successo 4-1 delle bresciane, successo che però poteva essere più sofferto. Abbiamo detto della maledizione per certi versi delle rossoblù dal dischetto anche del rigore, ben 3 i penalty sbagliati in stagione, 2 da Karim Mantoani e 1 da Laura Tomasella proprio nella partita di Cortefranca. Altro cambio anche per le rossoblù perché esce Elena Govetto, allora spazio anche per Dalila Canzi che ha dovuto fare i conti a propria volta con un infortunio che non le ha permesso di giocare di più in questa prima stagione in prima squadra, ma la friulana ha tanta voglia di mettersi in mostra e avrà 12 minuti di recupero per farlo. Cambio tra corregionali con Govetto che comunque ci ha messo tanta voglia, ha fatto tanti tentativi verso la porta. Dalila Canzi che si accomoda sull'ala destra, dunque spazio anche a tante giovani da una parte e dall'altra in questo finale. Punizione per Carlotta Modolo, Zilli deve mantenere il controllo di questo pallone molto difficile, poi prova a liberarsi di Piovesan che però non la molla. Zilli ancora col mancino, cross nelle parti di Mella che prova a lanciarsi un aggancio volante sul primo palo, non arriva però a controllare la sfera e si riparte allora da Comacchio. Dicevamo penultima giornata, Cortefranca Vittorio Veneto, Trento invece in casa col Portogruaro, dunque si incrociano i destini tra lotta promozione e lotta salvezza. L'Isera riposa, insomma tutto può ancora succedere. L'ultima giornata, qualora tutto dovesse essere ancora vivo, vedrà. Il Parma conclude a Trieste, l'Isera affrontare l'Oristano, dunque partita che potrebbe anche essere fattibile per le trentine di Senad Slomic. Portogruaro in casa con l'Unterland. Ripetiamo, sicuramente questa, qualora dovesse terminare una vittoria per l'Orso Blu, potrebbe essere comunque una preziosissima occasione persa per il Portogruaro, ma attenzione perché la partita può ancora offrire colpi di scena, bisogna rimanere concentrati e le Tose lo hanno fatto per ormai 80 minuti, così deve essere fino al fischio finale. Primo pallone toccato da Canzi, sporcato però da Sovran, allora in avanti ancora la formazione rossoblu, poi pallone recuperato da Chiarot che alleggerisce per Comacchio. Secondo tempo comunque piacevole, nel complesso è stata una partita piacevole sino a questo momento. Nel frattempo un saluto che ovviamente va a tutti quelli che ci seguono. Attenzione al Portogruaro però in avanti con Spinelli che ha un po' di campo questa volta su Furlan, non è cauto spesso nel corso della partita, prova il cross, ci mette la schiena Furlan, poi Battaiotto prova a eludere col movimento del corpo Carlotta Gava, allontana da Ross nella zona però di Furlanis che si è un po' spenta in questa ripresa. Apre per Matiz che sale al piccolo trotto sulla fascia mancina, pallone impreciso per Sovran, poi da Ross, pallone che carambola ancora su Sovran che può girarsi, ancora duello, cerca spazio per la conclusione Sovran che calcia col destro e da Ronk l'accompagna in calcio d'angolo, o meglio ovviamente pensava di poter conquistare per quanto riguarda ovviamente questa occasione. Calcio d'angolo allora per il Portogruaro, ovviamente in conclusione di telecronaca avremo modo anche di salutare e ringraziare tutti per questo ultimo step della copertura mediatica grazie all'indispensabile apporto della tenda TV. Calcio d'angolo intanto per il Portogruaro con la solita Furlanis. Va la numero 8, pallone spiovente a centro area, colpo di testa e una parata efficace oltre che plastica di Chiara Daronc sull'incornata di Giada Sovran. Dunque
Buona possibilità, qui ha preso bene il tempo, la numero 13 ne è entrata. Intervento davvero da posa plastica, da fotografi per Chiara Daron, che intervento efficace comunque a negare questa occasione al Portogruaro. Zilli è in fuorigioco, dunque nulla di fatto, ne approfittiamo nuovamente per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo, sia ovviamente a Portogruaro, sia la torsida sparsa tra Vittorio Veneto, ma anche in Alpago, tra il buon Christian Zoppè, il nostro amico Alex, il Drago, e Diba. Attenzione intanto a Cimarosti in area di rigore per Mella. Mella può provare a mettere il cross su Comacchio che blocca il pallone. Approfittiamo per salutare un po' tutti perché abbiamo detto l'ultima anche per noi. Avremmo sicuramente voluto regalarvi qualche partita più spumeggiante con i match contro Unterland e Venezia, che sicuramente non sono tra i più memorabili della storia recente, ma non dimentichiamo, questa è una squadra giovanissima che partiva da zero. Non ci stanchiamo mai di ripeterlo. Battagliotto, però attenzione, seguiamola perché prova a sgusciare Modolo solo per un attimo, poi Battagliotto in qualche modo controlla, da Rosco la punta del piede, allora ancora molto bene la difesa rosso-blu, poi Zilli dà una mano in ripiegamento alle proprie compagne, è entrata molto bene anche Deborah Zilli, il pallone viene sporcato comunque da una coraggiosa Spinelli, poi rischia in scivolata Matiz, Piovesan sbaglia però non si intende con Spinelli, allora Furlan. Ora un momento un po' di confusione con tante palle perse nella zona centrale del campo. Modolo comunque finora ha fatto un'ottima partita in una posizione non sua. Tomasella senza tanti complimenti recupera il pallone, non trova però Ilaria Mella, trova invece Marica Chiorotto, l'altra numero 6 che apre per Sovrana, attenzione che ha un po' di campo, su di lei deve vinculare addirittura Dalila Canzi. Ancora Sovran, prova a smarcarsi, Sovran, pallone al centro per Vignandella, allontana Gava. Ora Canzi che dà una mano anche molto attivamente in difesa, d'altra parte Portogruaro deve esprimere il massimo sforzo offensivo quando mancano meno di 7 al 90esimo, più recupero, Permac sempre in vantaggio per 2-0, le reti nel finale di prima frazione, Sofia Bigaran al 41esimo, Cimarosti al 45esimo, rispettivamente secondo gol per Bigaran e terzo per Silvia Cimarosti in stagione. Recupera ancora da Ros che a sua volta in questa partita titolare comunque ha fatto bene. Qui va via molto bene Ilaria Mella su Chiarotto, può puntare Patriarca, ancora Mella, prova il gioco di gambe, salta la numero 2, prova a mettere il cross, deve però salvare il pallone che stava per uscire dalla linea di fondo campo. Ora ritmi un po' convulsi, non potrebbe essere altrimenti perché il Portogruaro deve esprimere il massimo sforzo dopo un secondo tempo che ha prodotto meno di quanto ci si sarebbe atteso per l'importanza della posta in palio, soprattutto da parte delle Granata. Pallone qui perso ancora da Sovran. Canzi ora deve guadagnare anche qualche secondo la formazione rossoblu che è un po' stanca. Tomasella per Cimarosti, pallone un po' lungo, Cimarosti prova con esperienza, lo recupera proprio Vesan. Spinelli cerca il gioco di gambe su Furlan, Piovesana all'indietro, anzi in avanti, era svita all'indietro qui Vignandel in qualche modo su Gava, pallone che sta per scivolare oltre la linea dell'out, si riprende con una rimessa dal fondo affidata a Chiara Daronca. Allora in apnea per questi ultimi minuti di gioco per questo match della 23esima e penultima per quanto riguarda le partite casalinghe, ovviamente quartultima per quanto riguarda il campionato, gara tra squadre che comunque hanno espresso spesso e volentieri diverse marcatrici, ben 11 diverse per quanto riguarda la formazione rosso-blu in stagione, da 10 gol di Karin Mantoani, che quest'oggi è una delle grandi assenti, fino alla marcatura singola di Carlotta Modolo. Abbiamo detto i gol di Bigaran e Cimarosti che hanno sicuramente visto crescere la loro condizione. Cimarosti è arrivata in questa ultima parte stagionale, ma davvero ha fatto valere tutta la propria grinta. Sofia Bigaran invece, ritrovando condizioni di minutaggio, ha espresso anche grande qualità e grande sacrificio per la squadra, sia in posizione da trequartista che da punta, spesso coppie inedite per l'attacco rossoblu, passati da Bigaran Mantoani a Sovilla Trevisiol, Mella Trevisiol, insomma tante soluzioni diverse e sempre tanta utilità. Qui ancora una volta un tentativo di dialogo sull'asse Cimarosti-Mella, all'indietro per Tomasella che pesta un po' i piedi con se stessa, poi scivola, riesce comunque a mantenere il pallone, scarica all'indietro per Daros.
Laura Tomasella, che continua a essere la giocatrice più presente, non ha saltato un singolo minuto di questa stagione sportiva. E signori, alle soglie dei 40 anni, l'esempio per rendimento, per voglia, per capacità di primeggiare anche in allenamento, rendono quella della Tomma, come è chiamata da tutti, un'eredità preziosa. E tanto attenzione a Cimarosti, la deviazione, in qualche modo si salva Comacchio. Qui Chiarot era intervenuta, ovviamente in modo fortuito, la deviazione del capitano del Portogruaro, che stava per beffare il proprio portiere sulla conclusione di Cimarosti, che sembrava destinata a uscire. Dicevamo, noi ovviamente non sappiamo quelle che saranno le decisioni di Laura Tomasella, ma possiamo solo applaudire una giocatrice che è tornata da 4 stagioni qui a Vittorio Veneto a dare il proprio contributo in termini di esperienza e di qualità, e che ha vissuto tante stagioni da protagonista in Serie A, con la conquista anche di una Coppa Italia con la maglia del Tavagnaco, oltre all'esordio in Champions League, sempre con la maglia dei Friulane. Angolo di Tomasella, centro area, colpo di testa da parte di Mella. Ultimo tocco che è stato ravvisato del numero 6 rossoblu. L'arbitro ha indicato senza esitazione il rinvio dal fondo. Dunque si riparte da Comacchio, ancora un paio di minuti al 90esimo. Il Portogruaro che prova a accelerare le operazioni. Il Portogruaro in campo con 2-2006. Portogruaro che ha effettuato tutti e 5 i cambi, con l'ingresso tra le altre anche appunto di Vignandelle e Fiorin, che sono 2 giocatrici di appena 15 anni. Anzi, per la verità Fiorin, essendo nata a ottobre, deve ancora compierli i 15 anni. Anche la panchina del Parma, che è giovanissima. Abbiamo detto che ci sono anche Sara Furlan ed Emma Zago, che ovviamente si augurano di poter fare l'esordio da qui a fine stagione con la gloriosa maglia della Città della Vittoria. Quest'oggi in panchina Sara Furlan col 10 e Emma Zago col 71. Messa laterale, Parma che non ha ovviamente alcuna fretta di riprendere le operazioni, conducono da qui all'extra time. Certo, in questo caso il piccolo trotto non gioca a favore delle rossoblù, perché c'è il cambio rimessa affidato alla formazione granata con Matic. Poco movimento però da parte delle compagne, servita Fiorin, ancora scambio con Matic. Squadre ora che sembrano anche un po' stanche, pomeriggio non particolarmente afoso, ma meteo che finalmente ha concesso una tregua. Intanto dolorante battagliotto, sicuramente la migliore del Portogruaro in questo secondo tempo. La classe 93 ha dato qualcosa in più sul fronte offensivo, o meglio, si è alternata con Furlanis nel ruolo di MVP per quanto riguarda la formazione ospite, anche se non sono arrivati, dicevamo, lampi troppo concreti che potessero sporcare in modo decisivo, almeno fino a questo momento, i guantoni di Daronca. Intanto intervento di Tomasella su Furlanis, qui rischia qualcosa il capitano della formazione di casa. C'è un ultimo cambio anche per il Permac, seguiamo però questa azione perché c'è calcio di punizione ancora per il Portogruaro. Allora scampoli di match, di recupero anche per Arianna Fattorelli e Alessia Gallina, che sono a bordo campo. Pallone spiovente in area di rigore, la chiama Daronc con grande sicurezza, la fa sua l'estremo difensore vittoriese, che prova anche a far ripartire l'azione. Sono già scattati 3 minuti di recupero nel frattempo, con Parma in possesso di palla, con Cimarosti, recupera il pallone però Furlanis, fallo, e qui c'è giallo per Cimarosti, un po' gratuito questo cartellino per la numero 7 in pieno recupero. Portogruaro che vuole battere subito, vediamo se l'arbitro concede invece il doppio cambio alle giocatrici rossoblu, doppio cambio che viene accordato. Allora, scampoli di extra time, minuti finali per Alessia Gallina, classe 2003, che entra in campo al posto di una generosissima Sofia Bigaran. Alessia Gallina che aveva esordito già la seconda giornata contro l'Isera. C'è anche spazio per Arianna Fattorell, altro prodotto della cantera. Entra al posto di Luna da Ross. Abbiamo visto una segnalazione sbagliata perché è la 21 e non la 12, in questo caso a uscire dal terreno di gioco. Alessia Gallina, che dicevamo è la terza presenza stagionale dopo aver disputato
buona parte del secondo tempo contro l'Isera ed essere subentrata anche nella partita sul campo delle Torri. Per Arianna Fattorelli invece, che aveva giocato titolare anche contro le Torri, presenza numero 7 in stagione per un'altra vittoriese doc. Trascorso un minuto e mezzo, calcio di punizione per il Portogruaro con Furlanis che prova la conclusione da lontanissimo, pallone che termina molto distante. Portogruaro che sembra non averne più, sembra non poter impensierire in questi minuti finali. Certo, l'abbiamo detto, la concomitanza con i risultati degli altri campi non mette in ulteriore difficoltà la formazione granata, che quindi alla luce di quello che sembra essere il risultato consolidato tra Isera e Triestina, con la formazione rossa labardata in vantaggio per 3-1 in provincia di Trento, il Portogruaro dovrebbe mantenere i 2 punti di vantaggio, 13 contro 11, sulla formazione che in questo momento insieme alle Torri sarebbe retrocessa in eccellenza. Ancora provano disperatamente Sovrane e Battaiotto, allontana Canzi che di fatto è entrata per difendere, poi Mella, attenzione, può puntare in 1 contro 1 Patriarca, sale anche Cimarosti, allora deve temporeggiare Mella, c'è una possibile 2 contro 2, Mella con velocità, attenzione perché c'è Cimarosti da sola, chiama il pallone, Mella deve servirla, pallone che però trova invece i piedi di Comacchio e qui forse poteva fare meglio il reparto avanzato rossoblu. Qui Mella ha servito forse con un attimo di ritardo Cimarosti che si era lanciata in area di rigore. Allora intervento con i piedi di Comacchio, calcio d'angolo quando siamo ormai agli sgoccioli anche dell'ultimo minuto di recupero. Perma che dunque concluderà in avanti questo match con proprio Mella dalla bandierina che va col destro in area di rigore a cercare Canzi, colpo di testa di Chiarot, poi Sovran, il tempo è scaduto ma l'arbitro probabilmente concederà qualche minuto di extra time visti i 2 cambi tardivi della formazione rossoblu. Allora ultima occasione per il Portogruaro almeno di cercare il gol della bandiera, recupero però Zilli a centrocampo, allora tocca per Furlan, allora Perma che ora può gestire con calma, sino al triplice fischio del signor Samuel Dagna di Milano che arriva in questo momento. Le rossoblu spezzano il lungo digiuno con 4 giornate che avevano visto la formazione della Città della Vittoria sempre sconfitta, sempre a secco di punti. Quest'oggi la musica è diversa, quest'oggi il risultato è ampiamente diverso e con un 2-0 rotondo, 2-0 possiamo dire meritato da parte della formazione di mister Massimo Zoni. Le Tose ritrovano la vittoria, ritrovano i 3 punti, salgono a quota 29 in classifica e soprattutto sfatano il tabù del Barison ritrovando quella vittoria che mancava dall'11 aprile, dalla 16ª giornata, il 3-2 anche in quel caso un po' sofferto contro l'Oristano. Dunque successo importante, le Tose erano già salve prima ma con quest'oggi ritrovano autostima, ritrovano tutt'altro approccio per quella che è la fase finale. Noi cediamo momentaneamente, anzi no, continuiamo con il cambio di microfono per commentare quelli che sono gli ultimi momenti di questa domenica che coincide anche con l'ultima diretta per quanto riguarda la copertura mediatica della Tenda TV. Dunque ritrovano la vittoria le Tose, vanno a prendersi ovviamente il saluto dei dirigenti, di quelli che hanno potuto accedere quest'oggi allo stadio e che hanno potuto vedere finalmente la formazione di mister Massimo Zoni ritrovare i 3 punti, dunque con un piglio diverso, mentre ovviamente c'è il saluto di una formazione che ritrova autostima, ritrova coraggio, ritrova caparbietà, ritrova soprattutto risultati. I gol di Bigarana al 41esimo e Cimarosti al 45esimo. Perma che con un certo cinismo ha fatto sua la partita nel momento più delicato a cavallo del duplice fischio e poi ha condotto il risultato in cassaforte nel secondo tempo. Dunque ancora 3 partite attendono le rossoblu. Abbiamo detto Padova domenica prossima, poi vernissage col pubblico qui al Barison contro il Cortefranca e alla fine ultima giornata contro invece la formazione rossa labardata della Triestina. Nel frattempo, visto che è l'ultima telecronaca abbiamo detto, scambiamo 2 parole anche con Capitan Karim Mantovani che quest'oggi è assente. Vieni Karim.
Allora, intanto come stai? Nel senso che hai avuto una stagione comunque con tanti problemi fisici, è stata una costante rispetto alla vostra stagione. Anche quest'oggi c'è stato il cambio a fine primo tempo, Treviso al Mella, insomma, è stato anche difficile per te e per tutta la squadra dover dialogare con i bollettini dell'infermeria. Sì, quest'anno devo dire che è stata una stagione un po' particolare per tutte a livello di infortuni. Io ho avuto inizialmente a inizio stagione un problema alla caviglia che mi ha portato fuori per circa 2 mesi. Adesso ho avuto un problema alla schiena e sto recuperando, insomma per la prossima partita ci sarò. Perfetto, invece parlando della partita di oggi, sicuramente c'erano state delle prestazioni dove o era mancato il gioco o era mancato il risultato, mai arrivati entrambi, questa volta è sicuramente un deciso passo avanti, è sicuramente uno spirito diverso. Questa è una formazione che comunque è già salva, che ha fatto un campionato importante, che ha raggiunto l'obiettivo, però c'era bisogno di una partita come quella di oggi. Sì, e devo dire che siamo state brave sin dall'inizio, eravamo subito concentrate a differenza delle altre partite e abbiamo giocato un buon calcio per tutti i 90 minuti e adesso andremo a Padova a cercare di fare i 3 punti. Perfetto, vuoi chiudere così salutando il pubblico e anche invitandolo perché domenica 13 giugno torna finalmente la presenza del pubblico qui al Barison, dunque è la nostra ultima telecronaca, ci sarà poi modo appunto di ritrovare quello che è il saluto del pubblico, la partita sarà molto difficile perché il Corte Franca verrà qui ancora probabilmente col campionato in bilico, ma sicuramente ha fatto vedere di essere una squadra di categoria superiore, dunque auspichiamo che comunque il Permac Vittorio Veneto se la giochi contro la capolista offrendo un grande spettacolo contro una grande formazione. Sì, invito tutti, finalmente adesso c'è la possibilità dell'apertura anche al pubblico, quindi invito vivamente tutti a venire a vedere la partita, sarà una bella partita come tutte le altre e faremo i 3 punti, dai. Perfetto, questo è il grido di guerra del capitano di Karim Mantoani. Siamo in conclusione allora per quanto riguarda questa telecronaca, questa ultima telecronaca stagionale. Io ovviamente ringrazio tutti, ringrazio quello che è stato l'apporto fondamentale anche quest'anno, anche in questa stagione di Federico Campodall'Orto, spesso coadiuvato da Davide Parpinello, che ovviamente salutiamo. Alle riprese si sono alternati i due Stefano D'Oro per quanto riguarda le riprese, Stefano Modolo e Stefano Mella. Dunque, grazie a tutti, grazie da parte mia, da parte di Paolo Papagallo, è stata una bella avventura, è stata una stagione complicata, ma lo dicevamo, questa è una squadra che ripartiva da zero. Dopo i lutti del 2020, dopo una Serie B che è diventata Serie C per motivi gestionali, che ha visto una formazione di età media poco superiore ai 20 anni, con tante giocatrici, la prima esperienza in prima squadra, doversi confrontare contro un campionato di livello, contro realtà di grande livello, beh, l'obiettivo salvezza è stato raggiunto. Io vi ricordo anche che il vostro contributo, la vostra generosità, il vostro piccolo sostegno economico può fare la differenza in un'annata come questa, contraddistinta da grandi spese, grandi sacrifici, grande sofferenza per tutti, ma anche per questa società per poter continuare a offrire qui nell'Alta Trevigiana e non solo la possibilità di giocare a calcio a tanti ragazzi che ci mettono cuore, sacrifici, sudori e tanta passione. Dunque noi vi invitiamo a continuare a contribuire alla causa del Permac Vittorio Veneto, vi diamo appuntamento comunque sulla Tenda TV perché ci sarà sicuramente occasione di ritrovarsi anche per un saluto e per celebrare queste ragazze. Nel frattempo, col successo delle Tose per 2-0 contro il Portogruaro a firma Bigaran e Cimarosti, la linea può tornare alla regia di Federico Campodall'Orto. Grazie a tutti e a presto.